Buongiorno, ben ritrovati, siamo nuovamente in diretta come ogni giorno ed oggi 27 gennaio è la giornata della memoria, vorrei dirlo subito, la giornata per ricordare quanto accaduto, le vittime dell'Olocausto. Ma oggi è una giornata anche difficile sicuramente sul fronte politico italiano perché oggi ci sono le consultazioni dal Presidente della Repubblica, ne vorrei parlare subito con il senatore del PD Andrea Ferrazzi che vedo già nello schermo. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Insomma, giornate sicuramente calde queste, senatore. Sì, calde, devo dire anche con un certo rammarico e dispiacere perché vede la crisi, c'è la crisi di governo, ma c'è soprattutto la crisi delle famiglie, la crisi delle imprese, delle persone. Io trovo veramente un po' bizzarro, per usare un termine diciamo soft, quello che sta avvenendo. Dopodiché è chiaro che adesso va trovata una soluzione, spero che si possa trovare una soluzione politica in modo tale, velocemente, in modo tale che un governo nei pieni poteri possa riprendere in mano una situazione che va assolutamente affrontata per il bene di tutti noi. Secondo lei che cosa accadrà? Si parla di un Conte-ter? Sì, le forze di maggioranza sono diciamo, a sostegno di questa continuazione con un rilancio programmatico sui contenuti e sull'efficacia di governo in modo tale che a partire dal Recovery Fund ci siano le risorse per spingere il nostro Paese avanti e per superare questa pandemia, per uscire dal tunnel, per far vedere la luce in fondo al tunnel, per distribuire i 32 miliardi di euro che abbiamo messo a disposizione col decreto Ristori 5 e che rischiano di essere rallentati da questa incredibile diciamo, crisi politica della quale nessuno sentiva l'esigenza. E dopodiché vediamo cosa succederà. Naturalmente insomma, poi sarà il capo dello Stato a verificare tutte le condizioni e consegnare a Conte, eventualmente se ci saranno le condizioni, la possibilità di costruire appunto un Conte-ter. Ecco, i partiti di destra insomma invece vorrebbero andare alle elezioni, che cosa comporterebbe questo secondo lei in un momento così difficile da un punto di vista sanitario per l'Italia? Ma guardi, noi saremmo l'unico paese al mondo che interrompe un'attività di governo per andare alle elezioni. È vero, in altri paesi hanno votato, ma erano a scadenze naturali, quindi da Costituzione bisognava votare, ci mancherebbe anche altro. Ma dall'Europa ci stanno vedendo un po' con gli occhi sgranati, perché dopo che siamo riusciti con questo governo e questa maggioranza a portare a casa più di 200 miliardi su un totale di 750 del Recovery Fund per tutti i 27 paesi europei, cioè abbiamo ricevuto molto più di tutti gli altri, noi siamo nella condizione di rischiare di perderli o di avere dei rallentamenti assolutamente colpevoli. E questo non ce lo possiamo permettere, così come non ci possiamo permettere, come dicevo prima, di non distribuire immediatamente i 32 miliardi, che sono un'operazione di bilancio vera e propria, ed è con il decreto Ristori 5, così come non ci possiamo permettere di combattere puntando e sbattendo i pugni sul tavolo contro le multinazionali farmaceutiche che magari stanno facendo le furbe sui vaccini. Cioè qui abbiamo bisogno di un governo forte, ampio, coeso. Io immagino aperto tutte quelle forze europeiste e riformiste che vogliono dare una mano, perché nel momento di guerra si sta insieme per il bene del Paese. Superato questo momento ci si può continuare a dividere su legittime posizioni differenti. Ecco, lei prima ha nominato le aziende farmaceutiche, c'è veramente una sorta di confusione sulle dosi che arriveranno in Italia, nel Veneto, dosi tagliate, insomma, una situazione che è veramente complicata in questo momento. Il governo italiano sta aprendo una procedura giudiziaria nei confronti delle due aziende di cui si sta parlando, cioè Pfizer e AstraZeneca. Lo stesso sta facendo la Commissione europea e io spero, immagino che nelle prossime ore si troverà una soluzione, perché non è possibile sottoscrivere dei contratti che poi vengono disattesi. Qui non si può scherzare con la salute pubblica contro una pandemia e si apre tra l'altro anche un grandissimo tema dei poteri di queste aziende, perché voglio ricordare a queste peraltro che la velocità con cui è stato trovato il vaccino dipende anche dai finanziamenti pubblici nell'aiutare e sostenerle nelle ricerche di base e poi nelle ricerche applicate, e quindi tutto questo ora deve avvenire, deve venire a terra
per il bene dei cittadini, per la salute pubblica. Non può prevalere nessun discorso speculativo. Su questo il governo sarà durissimo. Senta, e tornando un attimo alla crisi, secondo lei ricucire lo strappo con Renzi sarà fattibile, non è fattibile più? Ma sa, come sempre succede nella vita, noi si deve guardare avanti. Io ritengo che l'apertura di questa crisi sia stata incomprensibile, sia stato un errore e che ha anche delle precise responsabilità. Dopodiché noi dobbiamo guardare avanti e dobbiamo guardare all'interesse del paese, delle questioni di cui parlavo adesso. Basta parlare con le famiglie, con le imprese, con i commercianti che non aprono, con i ristoratori che chiudono, con i turisti che non ci sono, con i nostri medici, infermieri che sono in prima fila contro una pandemia. Basta parlare con loro. Allora un po' di serietà. E questo deve chiamare tutti a responsabilità, ci si metta intorno al tavolo, si ricostruisca la forza politica, diciamo l'aggregazione politica più ampia possibile per andare avanti con determinazione, senza veti, perché è chiaro, non bisogna porre veti. Ecco, ieri fra l'altro l'Unione Europea aveva presentato, anzi l'altro ieri, poi ieri è salita un po' la polemica, aveva presentato questa mappatura che poneva alcune regioni, soprattutto del nord, il Veneto, il Friuli e la provincia di Bolzano, come zone rosso scuro. E questo sarebbe stato veramente un problema non indifferente per quanto riguarda il turismo, già in una situazione davvero drammatica. Sì, aveva messo il rosso scuro non solamente queste regioni, ma tantissime regioni di tutta Europa, Germania compresa, parte della Spagna, della Francia e via dicendo. Ora si sta facendo chiarezza, bisogna creare un sistema omogeneo di valutazione dei casi, del numero assoluto piuttosto che del numero relativo e dell'incidenza delle positività. Questo va fatto, ma soprattutto bisogna smettere con le polemiche anche interne. Io sto continuando a vedere polemiche tra regioni e governo centrale, in particolare tra la Lombardia e il governo nazionale, tutte cose di cui non c'è bisogno assolutamente adesso. Bisogna unire le forze, ovviamente nei confronti dell'Europa si fa degli errori di calcolo e vanno spiegati e vanno difesi gli interessi della nostra nazione e del nostro territorio. Ecco, lei ci diceva che dovrebbe, insomma, ha poco tempo perché deve andare a votare. Sì, dobbiamo votare un decreto appunto sulla salute, che inizieranno le votazioni degli emendamenti alle 12:10 in modo tale che alle 15 poi si possa votare il provvedimento complessivo, il decreto Natale appunto contro la pandemia, che peraltro si è dimostrato ha dato degli ottimi risultati, perché le restrizioni che sono state fatte nei giorni attorno a Natale hanno comportato quella diminuzione, grazie a Dio, della curva dell'epidemiologia, del contagio, che invece non c'è stata in altri stati della nostra europei. Quindi voglio dire, quando si fanno delle operazioni che possono essere anche naturalmente dure, poi però si vedono i risultati, quindi bisogna continuare con la responsabilità da parte di tutti. Senatore, la ringrazio, grazie davvero, grazie per aver accettato il nostro invito, grazie e buon lavoro soprattutto. Grazie a lei, grazie a tutti, arrivederci. Dunque queste le parole del senatore Ferrazzi, che sta andando, come avete sentito, a votare. Intanto vi ricordo subito la conferenza stampa del governatore Luca Zaia, oggi alle 12:30 dall'unità di crisi di Marghera, e ieri fra l'altro il presidente Zaia era ospite via Skype nella nostra trasmissione Ring, quindi vediamo insieme un piccolo estratto nel quale il governatore parla della situazione delle terapie intensive in Veneto, con il positivo crollo dei ricoveri nelle ultime settimane, ma anche della crisi di governo. Alla domanda poi se, vista la situazione politica, possa esserci la possibilità di andare a Roma per un incarico di governo, la sua risposta è stata chiara. Sentiamola. So che farò un dispiacere a pochi, ma io resto in Veneto. nel senso no, a parte le battute, no, mi sono preso un impegno e, come vi ho detto, non è mio obiettivo nella vita di certo andare ad avventurarmi su altre avventure nazionali. Cioè, penso che in Veneto adesso dobbiamo venire fuori da sto Covid. Faccio finta di essere in conferenza stampa sì, che dovevo fare oggi. Con i cartelli. Che nella parte, lo spieghiamo ai cittadini, la parte sinistra, vedete la curva azzurra che va su, raggiunge un apice, c'è scritto max 401, vuol dire 401 terapie intensive, postazioni occupate, di pazienti positivi, perché poi avevamo anche i Covid negativizzati, però siccome si contano i positivi 401, considerate che a marzo noi avevamo il massimo a 3,56, poi vedete inizia a scendere sostanzialmente, vedete che la parte destra della curva azzurra, della linea azzurra, inizia a scendere dal 1° di gennaio, anno nuovo, vita nuova.
scende. In 26 giorni praticamente siamo passati da 401 a 257. Ma il vero ragionamento su sta curva dov'è? Vedete la rapidità di discesa? Sì, molto. È inspiegabile riconducendola solo a misure di zona gialla, zona arancione o zona rossa. Giustamente i miei clinici dicono adesso stiamo valutando tutti i nuovi pazienti che entrano, perché ne entrano ancora, c'è ancora l'infezione, per vedere se la mutazione presente nei loro tamponi è esattamente quella che avevamo un mese fa a dicembre, perché c'è grande dubbio di pensare che sia passata una mutazione che possa veramente essere stata la responsabile di quei ricoveri inspiegabili, perché se voi rivedete la curva, un attimo per favore, sì, e riguardate la parte iniziale di sinistra, vedete che impennata ha fatto? Vedete che impennata? Cioè è una curva che va su diritta, che non è spiegabile con nessun fenomeno naturale. Ma gli ispettori a Cittadella poi com'è finita? Si ricorda il medico eroe, no? Che scriveva su Facebook, sui social, cose pesanti, cattive, voleva la zona rossa, qui è un problema enorme. Campo San Piero. Campo San Piero, mi perdoni, Campo San Piero. Ecco, lei ha detto andiamo a verificare. Ha novità guardi, o notizie anche di questo? È giusto verificare perché quando si insinua, o meglio si dice che ci sono mortalità che coinvolgono i giovani, che siamo una barca che non governa, manovrata da gente. Accuse anche l'assessore Lanzarin, ricordo. Quando si accusa l'assessore Lanzarin di essere laureata in lingue e non saper nulla, allora a luce di tutto questo a me interessa non tanto le offese perché si qualificano da sole, ma il fatto che un medico dica che muoiono i giovani. Allora sono state fatte le verifiche con i verbali, è stato chiesto di verificare quanti giovani Covid sono entrati in quel pronto soccorso e ci sono tutti i numeri, posso già anticipare che non è morto nessuno di questi giovani e so che il direttore generale ha presentato la relazione al medico interessato, al medico eroe, se così lo vogliamo definire, e lui sarà chiamato a presentare le sue controdeduzioni. Dunque queste le parole del presidente Zaia, ora invece ci spostiamo a Polesella in provincia di Rovigo dove c'è stato un omicidio e un tentato suicidio. Per noi Valentina Visentin e Francesco Ratai. A Polesella, quello che vedete alle mie spalle è il garage dove è stato ritrovato il corpo della donna che ha tentato il suicidio ieri sera dopo aver ucciso il compagno a coltellate. Il dramma è avvenuto a Polesella, siamo in provincia di Rovigo lungo l'argine del Po. Cosa è accaduto sostanzialmente? La vicenda presenta ancora molti punti da chiarire, ma pare che tra i due coniugi, tra la coppia ci sia stato un violento litigio scatenato dalla forte gelosia della donna, si siano feriti a vicenda con un coltello e ad avere la peggio è stato proprio l'uomo. La vittima si chiama Costantino Biscotto, 55enne, originario del Piemonte, mentre la compagna Rosangela, dopo aver compiuto l'omicidio, ha tentato di togliersi la vita, come chiudendosi all'interno di quel garage, sigillando il basculante e aprendo il gas di scarico dell'auto. A ritrovare la donna sono stati 3 vicini di casa insospettiti dal forte odore di gas e dalle luci accese in garage senza ricevere alcuna risposta. Hanno così forzato il basculante ritrovando la donna priva di sensi ma ancora in vita e con delle ferite, intanto è che appunto si trova tuttora ricoverata in ospedale ed è stata anche sottoposta ad un intervento chirurgico. Il corpo del marito invece è stato trovato all'interno dell'appartamento che si trova su quel lato di questa palazzina e come dicevamo un omicidio e tentato suicidio che è partito dopo una lite violenta che è avvenuta non si sa bene in che momento della giornata. Tuttavia alcuni vicini di casa che abbiamo sentito hanno riferito di violenti liti che nell'ultimo periodo si erano intensificate tra la coppia. Infatti se riusciamo vi proponiamo anche l'intervista di un vicino di casa che spesso li sentiva litigare, ecco appunto la sua testimonianza. Era molto gelosa lei. Sì, lei era molto gelosa. Sì, faceva proprio, litigava ogni cosa che lui faceva, lei non gli stava bene. Purtroppo è finita così. Mi dispiace perché anche se non avevamo rapporti, anche se mi abita sopra, però anche perché col lavoro che faceva lui usciva la mattina alle 4
Cioè, non è che si vedesse più di tanto qua, si vedeva solo quando arrivava il furgone e basta. Non si vedeva altro. Ed era qualche giorno che non li sentiva litigare. 2 giorni che non li sentivo litigare, dall'altra sera che ho detto che strano, non c'è nessuno che litiga stasera, no? Ho detto si vede che lui è fuori, è via. No? E ieri sera, stesso discorso, di solito avendo l'orario dalle 7 alle 9, si sa che loro litigano e è morta lì. Dopo arriva lei, mi fa i lavori in casa, dopo va via e ieri sera abbiamo saputo tutto, infatti dopo c'era il prefetto, tutto quanto, il vicequestore, il prefetto, insomma. Anche perché io sono rimasto in casa perché ho detto io non so niente, alla fine non ho sentito niente, automaticamente mi sembrava anche assurdo il fatto di non aver sentito perché li sento sempre. Dunque, certo. Proprio il fatto. E dopo mi è stato detto ieri mattina che è successo, da quello che si sa, che ieri mattina è morto lui. Ho detto, beh sì, io alle 10 sono uscito di casa, alle 9 ero in piedi, non ho sentito rumori, colluttazione o cose sopra da dire, anche perché io chiamavo il 113, su in carrozzina non ci vado. Dunque, per me sarebbe stato impossibile comunque andare a vederli. E dopo, onde evitare che succedesse qualcosa in prima persona a me, avrei chiamato subito le forze dell'ordine. Ecco, questo avete sentito la testimonianza di un vicino di casa che abbiamo raccolto insieme al collega Francesco Ratai, che è qui con me sul posto. Dunque, appunto, come dicevamo, la gelosia ha fatto scaturire questa tragedia familiare, una situazione che però non era conosciuta né ai carabinieri né al comune, quindi insomma una tragedia che ha colto un po' di sorpresa il comune di Polesella. Grazie davvero Valentina, grazie anche a Francesco Ratai che si trova lì con te. Grazie, buon lavoro. Ci fermiamo per un attimo, c'è la pubblicità. Rieccoci nuovamente in diretta, mi collego immediatamente, lo vedo già nello schermo, il direttore generale dell'ULSS 5 Polesana, Antonio Compostella, buongiorno. Buongiorno. Senta, intanto parliamo di contagi Covid, stanno diminuendo, com'è la situazione lì nella vostra provincia? Beh, buona, nel senso che sono oramai 3 settimane piene che c'è una continua riduzione della curva del contagio in termini di numeri di contagi settimanali, ma soprattutto quello che è per me l'indicatore più importante dell'incidenza. L'incidenza è il numero di nuovi casi positivi quotidiani rispetto al totale delle persone che vengono vaccinate quel giorno. Siamo a un valore di 2,7%, che è meno della metà di quello nazionale, è un valore che sta riducendosi, come dicevo, insomma, in maniera abbastanza stabile da giorni, quindi questo è un eccellente indicatore, considerando che continuiamo a fare un numero elevato di tamponi quotidiani. Ecco, quindi la curva è in franca riduzione. Lontanissimo dal dire ovviamente che il problema pandemia da coronavirus è un problema diciamo quasi risolto, chiaramente, però è un buon risultato. Insomma, un inizio, insomma, si spera di tornare presto alla normalità. Senta, invece parliamo di eccellenze dell'ULSS Polesana. Ci può dire qualcosa di qualche eccellenza? Ma io direi che soprattutto in questo periodo, in questo anno che è passato da febbraio dell'anno scorso ad oggi, quest'anno mangiato, eroso dal Covid-19, dal coronavirus, l'eccellenza è stata l'ospedale Covid dell'ULSS 5, vale a dire l'ospedale di Trecenta. Direi che questo titolo lo merita assolutamente. L'ospedale Covid che per noi è stato individuato nell'ospedale di Trecenta, una intuizione, una scelta assolutamente felice da parte della Regione a inizio pandemia, quella dell'attivazione degli ospedali Covid, che sono stati la chiave di volta per
per combattere il tema delle conseguenze del contagio, cioè il problema dei ricoveri, dei quadri clinici importanti, e dentro questo contenitore ospedale Covid l'eccellenza è stata rappresentata da tutti quei professionisti, quegli specialisti, internisti, pneumologi, anestesisti, rianimatori in primis, tutto il personale infermieristico, operatori sanitari e tecnici che hanno contribuito a quei risultati per noi in Polesine veramente lusinghieri per quanto riguarda appunto la lotta al coronavirus e alla sua malattia, il Covid-19. Per cui direi veramente la nostra eccellenza in quest'anno è stato l'ospedale Covid di Trecenta e i professionisti che vi hanno lavorato, ricordando, come dicevo, in particolare internisti, pneumologi e anestesisti, rianimatori e tutto il personale infermieristico e gli operatori sanitari. Senta, invece ieri era stato annunciato che riprendono tutte le attività specialistiche da questi giorni in poi? Sì, da lunedì riprenderà l'attività della specialistica ambulatoriale, che per noi più che una ripresa sarà un'implementazione, nel senso che siamo riusciti anche durante questa seconda ondata, siamo riusciti comunque a garantire, a mantenere una discreta attività di specialistica ambulatoriale, per cui ci troviamo noi a partire da lunedì senza avere uno zaino pieno di prestazioni, diciamo, prenotate e non effettuate, e quindi per noi sarà, diciamo, una implementazione, ecco, dell'attività, andando a potenziare in termini di numeri di ambulatori, di orari degli ambulatori, implementare quindi l'attività della specialistica ambulatoriale. Al termine, direttore, di tutta questa pandemia, di tutto quello che è accaduto, insomma, riprenderanno anche l'iter normale, anche tutti gli ospedali di tutta la regione, insomma, e anche tutti i progetti lasciati per il momento in sospeso? Beh, certamente ritornerà, ci vorrà ancora un po' di tempo, ci vorrà ancora un po' di tempo per tornare a quella, la cosiddetta attività ordinaria piena. Però ecco, mi permetto di sottolineare che soprattutto in questa seconda ondata, probabilmente anche merito dell'esperienza acquisita durante la prima, non solo per noi, ma in tutta la regione, l'attività ordinaria non è mai stata sospesa, cioè le cose importanti e essenziali sono state garantite, perché è vero, non esiste solo il Covid, anche tutte le altre patologie e malattie non si sono fermate durante quest'anno di Covid-19. Quindi l'attività ordinaria tutto sommato è sempre stata mantenuta in maniera ridotta, purtroppo, perché lo imponevano le esigenze appunto di gestione del Covid-19, ma non si è mai fermata. Adesso dovrebbe ripartire questo percorso verso la piena ripresa dell'ordinarietà. Senta, noi siamo intanto in attesa, lo vedo alle mie spalle, della conferenza stampa del governatore Zaia, che dovrebbe esserci a minuti. Io prima le volevo chiedere, vaccinazione, la campagna sta continuando, c'è un po' di preoccupazione per l'arrivo delle dosi, perché sono state, come sa benissimo, tagliate, per cui com'è la situazione lì nella vostra provincia? Allora, la situazione per noi è simile a quella di tutte le altre province, legate alla incertezza, che è la parola chiave purtroppo che domina, l'incertezza sulla quantità e sulla tempistica delle forniture. Rispetto a quello che era previsto come fornitura per il Polesine per gennaio, noi abbiamo avuto una importante riduzione, per cui non siamo riusciti a vaccinare tutta la popolazione target prevista nella fase 1. In questo momento non eseguiamo più nuove vaccinazioni, ma stiamo garantendo le seconde dosi, quello lo garantiremo sicuramente. Se a febbraio arrivano vaccini, noi siamo pronti per
per vaccinare a manetta, chiaramente, insomma, ecco, Sì, dipende dalla vi state dalla organizzando fornitura. come tutti, insomma, per la famosa vaccinazione di massa anche? Certo, ci stiamo organizzando per preparare i centri di vaccinazione periferica, quei centri sul territorio dove faremo la vaccinazione di popolazione, cioè dove le persone verranno a fare la vaccinazione. Finora si è svolta per il nostro personale dentro gli ospedali e nelle case di riposo. La prossima tappa è appunto quella vaccinazione di popolazione che sarà in questi punti dislocati sul territorio. Ecco, la seconda dose invece per chi aveva già iniziato la prima è quasi terminata lì da voi? Non ancora, diciamo che per i primi di febbraio completeremo tutte le seconde dosi che sono previste, completando anche tutte le case di riposo. Abbiamo dato precedenza e importanza prioritaria agli ospiti e agli operatori delle case di riposo, che ai primi di febbraio saranno tutte completate come vaccinazione prima e seconda dose. E dunque dopo partiranno, come è stato stabilito, insomma, per gli anziani, le persone che sono maggiormente fragili? Sì, dovremo, se arrivano le dosi, certo. C'è sempre questo condizionale molto pesante, se arrivano i vaccini completeremo il personale sanitario, tutto il personale sanitario e poi partirà la campagna di vaccinazione ultra ottantenni, eccetera, come da programma, insomma. Grazie direttore, vedo già arrivato il presidente Zaia, grazie davvero per essere stato con noi. Grazie. Perché ci tenevo che desse inquadrasse il piano trasporti in modo tale che anche per le famiglie, per tutti coloro che vogliono avere delle informazioni si possa anche capire qual è il grado di organizzazione rispetto alla scuola, visto considerato che c'è stato qualcuno che sosteneva che le scuole non si aprono perché non ci sono i trasporti, magari fosse quello il problema. Allora, tamponi molecolari e tamponi rapidi, eccoli qua. 3.704.000 tamponi molecolari e 2.502.268 tamponi rapidi. In totale nelle ultime 24 ore abbiamo fatto quasi 43.000 tamponi, 42.855. Il numero dei positivi, ve lo dico subito, è fuorviante perché per l'allineamento dei programmi sono stati caricati, applicando la nuova circolare finalmente del Ministero, 1.200 positivi accumulati dal 16 di gennaio, quindi non guardate questo dato, pur avendo un'incidenza bassa, perché anche l'incidenza del 5%, questi sono i positivi, ma non sono delle ultime 24 ore, perché ce ne sono 1.200 che non c'entrano nulla con le ultime 24 ore. Comunque qui sarebbe un'incidenza del 5, mi sembra 80. Se ci togliete i 1.200 è un'incidenza sempre del 2-3%. Positivi dall'inizio del contagio sono 309.000. I positivi ad oggi, e questo è il vero tema, eccoli qua, 41.000, vedete che si sta abbassando fortemente, 41.345. E l'altro dato, assolutamente positivo, è il numero totale dei ricoverati, 2.475. 2.475 così distribuiti, 2.185 nell'area non critica, meno 45, e 2,90 in terapia intensiva. Vi ricordo che la punta massima di marzo di terapia intensiva era 3,56, oggi siamo a 2,90, e considerate che la somma fa 2,2 più 3, 2,5, sono 2,5 scarsi, adesso non fatemi fare tutto il conto, e siamo ormai a 1 migliaio di posti letto in meno rispetto alla punta massima raggiunta durante questa seconda ondata, che io definirei seconda e terza ondata. I morti più 62 decessi, si va a 8.757, siamo in questo momento l'8ª regione in Italia per mortalità. E voglio anche ricordare
che le 7 regioni che vengono prima di noi e comunque nel primo blocco della classifica con noi, tra le prime 8, prime 10 sono tutte regioni del nord, perché sono quelle che hanno fatto anche la prima fase di marzo con la mortalità, e quindi troverete alla fine della lista delle graduatorie, brutto da dire così, dei decessi nazionali, troverete le regioni soprattutto del centro-sud, perché nella prima fase non hanno avuto ovviamente l'onda d'urto. I messi sono ormai praticamente 14.000, 114 anche ieri di messi. Sentite, guardavamo le curve dell'infezione, le guardavamo con attenzione e si vede che le nostre curve hanno un andamento veramente strano. Se voi guardate le terapie intensive, vedete la terapia intensiva che parte e poi fa così, si impenna, cioè praticamente perpendicolare. Fa una fase di plateau che ci dura circa un mese, dove si alza e si abbassa 2 più 2, meno 2 più 3, e poi precipita. Vediamo che non abbiamo più infezione che ci aumenta i ricoveri, tanto è vero che abbiamo avuto negli ultimi 20 giorni l'inversione tra i dimessi e i ricoverati. Prima avevamo tanti ricoveri e poche dimissioni, adesso abbiamo tante dimissioni, e non sto parlando dei decessi, perché poi gli esperti di tutto fanno sempre i fenomeni a valutare i dati e non sanno neanche di cosa stanno parlando. Sto parlando semplicemente di dimissioni di persone guarite con accessi e prese in carico di persone ammalate. Quindi si è sostanzialmente invertito il rapporto tra gli ingressi e le uscite dall'ospedale. Ovvio che noi questo dato lo guardiamo con attenzione, e lo guarda anche la comunità scientifica, perché è un dato strano. Se voi guardate tutte le curve che conoscete, non vedete un picco del genere. Vi faccio un esempio per capirci. Se voi andate a prendere le curve di marzo e le sovrapponete al periodo di lockdown, non abbiamo un precipizio così, abbiamo comunque una graduale discesa. Questo potrebbe essere spiegato dal fatto, e adesso infatti c'è un grosso movimento nazionale della comunità scientifica dell'Istituto Superiore della Sanità nel monitoraggio delle mutazioni. Allora, quando lo dicevamo noi sembrava che fossimo quelli che accampavano scuse perché non sapevano più che pesce pigliare. La verità è che adesso l'Istituto Superiore della Sanità ovviamente chiede di lavorare e punta sul tema delle mutazioni, cioè di andare a catalogare, censire e monitorare le mutazioni. Perché monitorare? Perché, faccio l'esempio, noi adesso abbiamo visto la bruttissima vicenda di Mestre, no? Della famiglia, il figlio di 42 anni, non ricordo, scusatemi più il cognome, il Falconiere, e i 2 genitori, che sono tutti e 3 deceduti in 18 giorni. Quando io ho letto la notizia ho chiesto che si recuperassero i campioni per andare a cercare di fare una cosa utile, che è quella di sequenziare il virus per capire se c'è una mutazione particolare. E così anche in altri casi, cioè ad esempio quando prendiamo notizie o dai clinici o magari anche dei media, no? Perché alla fin fine, cioè, il fatto di aver messo assieme 3 familiari deceduti, magari nelle carte a noi non arriva questa contemporaneità, ma arriva grazie a voi che ci date la notizia. Fondamentale perché? Perché nel momento in cui noi abbiamo la carta d'identità della mutazione, cioè abbiamo la successione e capiamo qual è la mutazione, l'abbiniamo ai sintomi clinici del titolare di quel tampone, e quindi si cercano le correlazioni. Ad esempio, faccio un esempio, la banalizzo, può essere che una mutazione dà d'ufficio un'aggressione creando polmoniti interstiziali molto aggressive. Altra mutazione potrebbe essere quella di quest'estate che noi abbiamo avuto, dava solo asintomatici. Allora, noi oggi sappiamo che il virus di marzo non c'è più, in autunno non c'è mai stato, nella seconda fase noi non abbiamo trovato il virus di marzo. Abbiamo trovato, ve lo ripeto, ad oggi 8 mutazioni in Veneto, 5 sono quelle che voi trovate nella banca dati nazionale, quindi sono mutazioni, diciamo, ubiquitarie nel territorio europeo e italiano. Una è quella inglese, anche qui
io voglio ricordarvi, sarà anche un caso, ma noi siamo quelli che hanno trovato per primi la mutazione inglese, e vi ricordo che avevano gli ospedali sotto molta pressione, e vi ricordo che la comunità scientifica internazionale, a partire dall'OMS, diceva in quelle ore: verificate la mutazione inglese, perché in Gran Bretagna sta pesando. Ieri Boris Johnson ha dato il suo bilancio di 100.000 morti in Gran Bretagna. Di certo sappiamo della mutazione inglese che è più contagiosa, cioè si diffonde di più. Uno dice non è più mortale, probabile, non lo so, però è altrettanto vero che se è più contagiosa vuol dire che può arrivare con più facilità a chi non può permettersi di prendere il virus, e quindi per la proprietà transitiva rischia di essere più mortale perché è più contagiosa. Non so se mi sono spiegato, non perché dà sintomi più pesanti, ma perché riesce a raggiungere più persone rispetto a quello che accade, più ospiti, come si direbbe. E poi abbiamo le nostre 2 mutazioni delle 8, quindi 2 sono tipicamente venete, sulle quali stiamo lavorando. Allora, noi vedete i dati ce li abbiamo buoni, siamo alla 27ª giornata di calo, il picco l'abbiamo avuto il 31 dicembre, i dati posso anticiparvi che un calcolo fatto in casa, rispettoso dei calcoli che farà l'Istituto Superiore della Sanità, vi dico di quello che fa. Voi sapete che noi di default i nostri calcoli ce li facciamo, i nostri tecnici beccano un R-Conti di 0,62. Dopo tutto da vedere, ma di solito non hanno mai sbagliato, ho visto, possono sbagliare di un decimale, sarà 0,63, 0,64. Il che ci dice anche che noi eravamo questa settimana siamo la seconda regione d'Italia per R-Conti più basso, vuol dire che l'indice di trasmissibilità del contagio è il secondo più basso d'Italia. La prossima settimana, da venerdì, sapremo se siamo i primi o i secondi, i terzi o quello che sarà. Io auguro a tutti i colleghi delle regioni che scendano in maniera importante. E allora, io ho ragionevoli speranze che si possa arrivare alla zona gialla. Ci siamo sempre rimessi nelle giornate peggiori e in quelle migliori come queste all'Istituto Superiore della Sanità. Lo dico perché quando qualcuno invocava misure alternative e altre, io dicevo sempre: guardate, se gli scienziati ci dicono che questa è la classificazione, questa è la classificazione, perché sennò diventano babelle. Allora noi guardiamo con attenzione, sappiamo di aver già fatto 3 settimane di arancione, che peraltro nei protocolli convenzionali 3 settimane sono il periodo che di solito si utilizza. Ovviamente dicono 3 settimane con la conferma per negli ultimi 15 giorni di avere i dati confermati, vabbè, sono confermati, e questo ci dà un lato un grande segnale di speranza, perché noi dobbiamo venire fuori da sto incubo, e dall'altro anche di preoccupazione, perché voglio ricordare ai cittadini che questo virus in Europa sta facendo fare l'altalena a molte nazioni, cioè la Spagna sta risalendo nuovamente. La Spagna, vi ricordate, quando noi avevamo l'infezione a dicembre era citata come un paese che sembrava ormai disinfettato, no? Non se ne parlava neanche più della Spagna, sta tornando sulla Francia. La Gran Bretagna non ve ne parlo perché lo sapete meglio di me, 100.000 morti, lockdown in corso, e qui poi anche la Germania ancora in lockdown e cresce, non riesce a dirimere. Allora anche questa storia delle scelte, perché sapete, noi ce la siamo presa un po' a cuore, ne parlo spesso con l'assessore Lanzarin e con i tecnici, no? Quando ovviamente qui che Ciacco parlano sempre quando siamo in difficoltà, adesso sono spariti tutti, no? Allora io dico, vi ricordate quante volte invocavano misure alternative? Ma mi ricordo anche che il 6 di gennaio, lascio a voi la ricerca nella rete, illustri esponenti della nostra opposizione che siedono sui banchi nazionali invocavano la zona rossa per il Veneto o addirittura il lockdown, il 6 di gennaio. Ma noi siamo precipitati con i contagi senza passare per la zona rossa o il lockdown. Chi avrebbe risarcito i veneti? O peggio, avremmo detto che era merito della zona rossa o del nuovo lockdown di gennaio? Invece possiamo dire che questo è il merito dei sacrifici che hanno fatto i veneti nelle settimane di Natale.
anche da quel sacrificio, perché ripeto, le curve sono talmente strane che ci dicono anche altre molte cose, e questo posso garantirvi che sono sotto osservazione queste curve per l'andamento strano che hanno anche a livello nazionale, perché comunque non si spiegano alcuni picchi che sono fuori scala rispetto a quello che comunemente accade. Vi ripeto, se voi andate a vedere la fase, lasciamo perdere la fase, ma prendiamo anche la fase di ascesa, no? di esordio del virus a febbraio, parte il 21 febbraio, siamo al punto zero, paziente zero, va su, noi facciamo già zona rossa, ma lasciate perdere questo, il 4 marzo andiamo in lockdown, ve lo ricordate? La curva continua ad andare su e poi vira, comincia a scendere, ma voi andate a vedere quella curva, fa così, va su gradualmente e va giù gradualmente, cioè non è possibile che senza lockdown ci ritroviamo che la nostra curva viene giù che sembra un filo a piombo. Capite che c'è qualche altro fattore che oggi non vi so spiegare, anche perché non compete a me, ma che è giusto analizzare. Tanto è vero che il professor Baldo, con l'Università di Padova che noi abbiamo incaricato, ha praticamente concluso lo studio, perché noi vogliamo vedere il livello di circolazione del virus nella popolazione, passatemi il termine, normale, casuale. C'è la cassiera del supermercato, la persona che si incontra in una piazza, non i contatti stretti di un positivo, non il collega di lavoro di un positivo o il familiare di un positivo. Questo è fondamentale, ve lo presenteremo la prossima settimana, ovvero sarà la giornata nella quale diremo qual è il vero, reale stato di salute. Io ho informato l'Istituto Superiore della Sanità che non abbiamo fatto questo studio, siamo gli unici ad aver fatto lo studio, è mesi che ci stiamo ragionando. Il reale livello di circolazione del virus. In più il dottor Rigoli, grazie ovviamente a questa collaborazione anche con il professor Palù, ha avviato su 10.000 sono? 20.000 veneti lo studio della sieroprevalenza, cioè vedere dal punto di vista sierologico dove è passato il virus. Guardate che queste robe qua sono da letteratura internazionale come studi, sono da pubblicazioni, perché noi le robe le vogliamo fare seriamente, cioè non è che abbiamo il metodo aristotelico, no? Cioè l'ipse dixit, no, noi vogliamo andare lì e capire cosa è successo. Allora è fondamentale capire la sieroprevalenza nella popolazione, cioè prendere il sangue dei cittadini in maniera che abbiamo per alcuni aspetti, ma anche in maniera casuale. Abbiamo perché ad esempio ci sono i centri prelievo, ma dobbiamo anche andare con il campione che sia ancora più rappresentativo, che non sia qualcuno che si è avvicinato all'ospedale perché aveva qualcosa. E poi il famoso lavoro del professor Baldo, che è proprio andato a fare i tamponi a persone che non hanno nulla a che fare con il virus. Lì avremo due dati che saranno la spada di Damocle per dire qual è anzi lo stato di salute rispetto al Covid della popolazione veneta. Siamo gli unici ad averla fatta sta roba, Non è una roba che si fa in 2 giorni. Il professor Baldo ci ha annunciato che ha chiuso tutti i campionamenti, che ha le analisi. Ovviamente non avremo una presenza del virus al 2%, ragazzi, perché il 2% ce l'hai perché vai in casa del marito contagiato o della moglie contagiata, del figlio, sarà molto più basso. Non lo so neanche io il numero, adesso mi dovranno mandare un abstract, però è ragionevole che sarà assolutamente molto molto più contenuto. Questo è quello che vi dico. Lunedì apriamo le scuole, poi passo la parola alla vicepresidente. Il dottor Romano, assieme c'è già partita la lettera per la scuola ovviamente aperta al 50% come previsto per 3 settimane, per queste prime 3 settimane. Spero non ci sia qualcuno che ha da ridire anche sul 50% sulle 3 settimane. Questo è il tavolo dei prefetti che ha prodotto questo, è previsto dalla legge, voglio anche ricordare. Comunque poi c'è anche un principio, io spero nella scuola ancora che funzioni, che siccome è prevista comunque in DAD e in presenza, si rispetti anche le esigenze di chi in presenza non ci può andare. Non ho detto non vuole andare, non ci può andare.
perché vedo delle dichiarazioni che sono irrispettose nei confronti di coloro che hanno un malato oncologico a casa. Sapete, ragazzi, che ci scrivono e ci parlano di queste situazioni? O nonni conviventi, anziani o molto anziani, o peggio ancora ragazzi che sono immunodepressi o hanno patologie, hanno avuto guai sanitari che non possono permettersi di esporre il loro fisico a una contaminazione, a un contagio da Covid. Quindi io spero che ognuno che parla di scuola si renda conto che c'è anche una categoria di persone che ha il diritto anche di scegliere di andare in DAD in questo periodo. E il legislatore, secondo me, oggettivamente, imponendo non il 100%, ha valutato anche questo. Quindi, siccome molti genitori stanno scrivendo a noi, perché vi dico questo? Dico che chi avesse necessità di sollevare questa esigenza lo può fare direttamente scrivendo all'istituto dove il proprio figlio, oppure dove tu studi, perché se sono maggiorenni sono in grado di far 2 righe, o le fanno i genitori se sono minorenni, dicendo: io ho una patologia, ho un convivente, diciamo, che ha patologie gravi o importanti o comorbidità, per cui devo mettere in sicurezza anche le persone che vivono con me, quindi chiedo di stare in DAD. Questo è un diritto. In un paese libero e civile è un diritto. Che non passi l'idea come con i vaccini: se sono contro il vaccino devo vietare anche gli altri che se lo facciano. Perché noi siamo arrivati a questo tipo di carteggio. Che adesso non c'è più la colpa del fai il vaccino perché è volontario, no, adesso la colpa è che glielo fai agli altri che lo vogliono fare. Questo è quello che passa al convento per adesso. Io non aggiungo altro, se avete domande al volo, così poi passo la parola a De Berti che ha molto più di roba da dire di me. Immagino che Filippo Tosato, il Mattino di Padova. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Io non ho ben capito a cosa si riferisce la ricerca avviata dal dottor Rigoli. La seroprevalenza, per capire. Sì. Allora, il professor Baldo ha fatto uno studio importantissimo sulla circolazione del virus partendo dai tamponi, no? Diagnostico, coi tamponi. Ha fatto i tamponi. Dottor Rigoli utilizza un'altra modalità, ovvero col prelievo del sangue, quindi risposta anticorpale. Vede la popolazione, perché il tampone non è che ti becca la risposta anticorpale, se ti sei negativizzato non ti becca più, giusto? Invece il dottor Rigoli dice: se è una traccia nel sangue del popolo veneto, per dire io fino ad oggi non ho avuto il contagio, o dovrei rispondere penso di non averlo avuto, perché potrei essere stato contagiato soprattutto nelle prime fasi nelle quali eravamo un po', come si dice, how are you, e dove magari tu ti infettavi, eri asintomatico, non te ne accorgevi, i tamponi non è che li facevi, e quindi se facessi il prelievo del sangue magari mi trovo una traccia anticorpale e quindi dico qui è circolato. Quindi uno ci dirà quanto ce n'è adesso, uno ci dirà quanto ne è passato, e capite che le robe così sono straordinarie. Tutto qua. Ecco là. Prego? Rapidi. Terza generazione. E dopo verrà il professor Baldo e vi spiegherà tutto. L'altra invece è una domanda, come dire, di natura politica. C'è la crisi di governo, ieri c'è stato il vertice del centrodestra. Io non c'ero, non so niente. Non so veramente niente. Siccome lei ieri era stranamente, misteriosamente assente. No, non c'è niente. Possiamo chiedere se ha avuto un'interlocuzione con il suo partito sulla crisi di governo? Ma col segretario assolutamente sì, ci ha sentito tutti, però sta seguendo il segretario Salvini, punto. Cioè, nel senso che noi prendiamo atto che c'è una crisi, che il Presidente del Consiglio con le sue dimissioni certifica che i numeri non ce li aveva. Quindi ci potevamo anche risparmiare questa settimana, 10 giorni di questo esibizione di maggioranza e robe per arrivare dopo 10 giorni a dire che i numeri che ho non mi bastano. 2, se c'è il rischio di andare al voto dobbiamo prendere atto, c'è, perché la maggioranza non c'è più.
non è che il voto viene promosso da qualcun altro, però siamo nelle mani del Presidente Mattarella. Io sono rispettoso delle scelte del Presidente, figuratevi, ed è giusto che il Presidente faccia la miglior scelta, cioè non so cosa sceglierà, soprattutto immagino che adesso sia lì con la calcolatrice in mano a vedere se questi la raccontano giusta con i numeri, perché se non ci sono i numeri in Parlamento diventa veramente difficoltoso governare. Ecco, a proposito di calcolatrice, l'ultima cosa, alcuni esponenti della Lega hanno sollevato un problema riguardante la destinazione dei finanziamenti di Next Generation, cioè dei fondi europei previsti per il rilancio, e addebitando al Presidente Conte la volontà di escludere la Regione da questi finanziamenti. Le regioni? Le regioni, sì, le regioni non una, tutte quante. Guarda, noi avevamo avuto degli... No, noi avevamo in zona Cesarini ieri un incontro programmato alle ore 16 col Presidente del Consiglio e i ministri competenti, però voi capite che l'incontro non si è tenuto perché se il Presidente è dimissionario, buon gusto, pur essendo comunque ancora operativo, vuole che non si faccia la riunione, però è pur vero che non si è negoziato un progetto assieme alle regioni, hanno fatto un progetto che è una roba diversa. Dopo ognuno di noi ha mandato le sue proposte, a spizzichi e bocconi hanno preso magari quello che c'era nelle proposte, ma la strategia, per capirci, è una strategia decisa dal governo, di certo non negoziata con noi. Grazie. Ma non sto qua neanche a far casino, che sia chiaro, prendo atto che un governo centralista fa scelte centraliste. Del resto è lo stesso governo che è andato una settimana fa in Parlamento a dire che bisogna rivedere il titolo quinto, cioè vuol dire togliere l'autonomia alle regioni, perché se no non si rivede il titolo quinto. Allora, nell'ordine ho Fois, Radio Wellness, Manzan, Giacomuzzo e Zambon, quindi Fois, Media Nord-Est. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Io le testate perché sennò ci dimentichiamo. Media Nord-Est, corretto. Presidente, io volevo chiederle riguardo ai tamponi rapidi, perché stamattina ci sono arrivate 2 segnalazioni di 2 telespettatori che hanno 2 casi completamente diversi, però tutte e 2 parlano di tamponi rapidi. In un caso si tratta della figlia di una persona che è ricoverata in ospedale non per Covid, che però non può vedere il padre, il quale peraltro non ha un cellulare, non la sa usare bene, per cui sta anche patendo molto l'assenza di contatti con i familiari. Lei chiedeva perché non è possibile farsi un tampone rapido che attesti la negatività del familiare e quindi poter visitare il parente che è ricoverato in ospedale. La seconda invece è del genitore di un bambino di una scuola materna dell'infanzia di San Donà di Piave, che dice che in pochissimo tempo sono nuovamente in quarantena perché c'è un positivo. I familiari sono costretti a non andare a lavorare e chiedeva anche lei perché non si può fare un test rapido in maniera che i bambini negativi possano andare a scuola, insomma possano tornare alla scuola dell'infanzia. Sì, mi ricorda l'assessore che gli 0-6 anni sono sempre stati in isolamento anche nella prima fase, cioè non è una novità. Quanti anni ha questo bimbo? Sì, di sicuro ne ha meno. Lei scriveva adesso che comunque i tamponi, i test rapidi sono diventati positivi, usa questo termine. Guardate, questo è il piano di sanità pubblica, allora, se non facciamo è perché non facciamo, se facciamo è perché facciamo, ma di mezzo non ci siamo noi che decidiamo. Vorrei ridirlo per l'ennesima volta. Cioè questi sono piani che fanno gli addetti ai lavori, non competono a noi, cioè noi li portiamo ma non possiamo minimamente permetterci di dire sposta di qua, sposta di là, perché non è una competenza nostra. Cioè come entrassimo in sala operatoria e dicessimo senti taglia qua, non di là, mi piace di più, cioè non esiste sta roba, ce lo vogliamo capire anche rispetto alle cure domiciliari, che non siamo noi che decidiamo che farmaci utilizzare, e quando c'è qualcuno che dice che i farmaci vanno utilizzati in altra maniera, può avere ragione o non ha ragione, ma il suo interlocutore sono i suoi colleghi medici. In che lingua lo dobbiamo dire? Quindi purtroppo noi non lo dobbiamo decidere noi, è così, e vi annuncio anche che per noi sarà monitorato a vista il comparto scuola con l'apertura delle scuole, perché noi vi darò un bollettino dedicato alle superiori, perché guardate, noi ci facciamo il segno della croce se va tutto bene a fine febbraio, perché capite che se apriamo
e tutto, cioè dal 15 febbraio in poi capiremo se il contagio riprende e avremo focolai importanti con le scuole, perché di conseguenza li troviamo nelle famiglie. Quindi è ovvio che non è proprio, come si può dire, una passeggiata. Detto questo, e questo ci tengo che resti in calce, no? Perché dopo i facilitatori dei processi li conosciamo già. Io invece non voglio fare i facilitatori, vi dico come stanno le robe. La scuola la apriamo con preoccupazione, punto. Il tampone rapido, allora, il buon senso viene sempre prima del tampone rapido del tutto. Se ci dite di che ospedale si tratta, perché il buon senso ci dice cose. Mi diceva giustamente la sorella Lanzarin, a chi fa le assistenza lo si fa, a chi va alle visite si cerca di contingentare, però se è vero che un genitore non sa utilizzare o non ha modo di utilizzare il telefono e il ricoverato non ha modo di avere contatti, si parla e si risolve il problema. Quindi se ci date l'ospedale interessiamo al direttore generale. Senz'altro. Allora ci fate sapere voi? Sì. Grazie. Radio Wellness, se puoi avvicinarti al microfono. Buongiorno, Marco Lacava, Radio Wellness. Buongiorno. Scusa se non ricordo il nome, perdono. Nessun problema. Per venerdì, oltre alla nuova classificazione del Veneto, è attesa il risultato dell'EMA sul vaccino AstraZeneca. Questa mattina un'agenzia di stampa riportava che potrebbe non essere efficace sugli over 65. Lei è preoccupato riguardo questa cosa o può offrire rassicurazioni? Grazie. Allora, se l'avessi fatto io potrei dirvi cosa penso dell'AstraZeneca, ma siccome leggo anch'io non do nessuna rassicurazione. Sappiamo da quello che si legge, che è dato a sapere, che c'è una risposta, sembra anticorpale, più bassa, no? Si parla del 65%. E questo dice cosa? Immagino che per la proprietà transitiva più elevata l'età, più difficoltà c'è per la risposta anticorpale, quindi diciamo che stimola meno la risposta anticorpale, cioè non è che fa male agli anziani, è che rischia di essere magari meno produttivo. Moderna e Pfizer gli danno 90-95% di efficacia. Vedremo cosa dice l'EMA, guardate, non ve lo so dire. Adesso c'è anche il vaccino cinese, immagino in valutazione, cercheremo di capire. Ieri c'è stata una smentita su Sputnik, mi sembra aver capito che non è vero e hanno detto che è stato presentato il dossier, però ci sarà molto movimento. A me interessa dirvi sui vaccini che domani ci sarà la dottoressa Russo che assieme alla sorella Lanzarin ha visto il piano famoso col cronoprogramma che vi avevo detto che avremmo portato a seguito delle vostre domande, in base alle forniture che avremo. Quindi sappiate che dal 1° di febbraio, quindi la prossima settimana, in teoria dovremo tornare a regime. E comunque Pfizer, insomma non Pfizer, cioè comunque le informazioni che abbiamo ci dicono che a febbraio dovremo comunque tornare a una stabilizzazione delle forniture. Questo per noi è già un raggio di sole, dopo non è che ti abbronzi con un raggio, ce ne vogliono tanti di più. Speriamo bene, guardate, a noi saranno vaccini, però dobbiamo vaccinare gli over 80, gli over 75 e gli over 70. Arrivati agli over 70 tutti vaccinati, cambia il mondo. L'abbiamo visto, ve l'ho detto ieri, l'altro ieri, Israele ha svuotato gli ospedali. Alda Manzani, il Gazzettino. Buongiorno. Buongiorno. Sempre sui vaccini, la fornitura di ieri, 50.000 sono arrivati? A me risulta di sì. 50.003. 50.300 arrivati, quindi la fornitura che aspettavamo c'è. Che era il taglio più la decurtazione sbagliata. Perfetto. Seconda domanda, notizie del TAR per quanto riguarda il verdetto sulla scuola? Quando è oggi? Oggi. Potrebbe essere già oggi, nel senso che il TAR potrebbe oggi stabilire di sinceramente prima di lunedì, in quel senso. Non lo sapevo, cioè, noi abbiamo sempre fiducia sui giudici amministrativi, a me sembra che abbiano avuto tutti gli elementi per fare una valutazione, dopodiché vedremo cosa dice il TAR. Nel caso in cui il TAR stabilisse un'apertura anticipata, la Regione Veneto è pronta? Dovremmo leggere la sentenza, perché sapete, perché se la sentenza dice, non so, faccio un esempio banalissimo,
dovete riaprire, valutando però la condizione epidemiologica, io devo chiedere alla prevenzione cosa mi dice a questo punto per questi 3 giorni. La prevenzione potrebbe dirmi: scusa, io ho previsto un mese e un mese lo si fa, perché dobbiamo leggere comunque la sentenza. Però insomma, guardate, i giudici amministrativi del Veneto hanno dato un segnale unico, tutti si aspettavano l'uniformità nazionale, no? E vi ho detto, per noi non è una, per altre cause ci mettiamo, come si può dire, la passione, ma noi non è che ci appassiona sta roba, capiamo anche la controparte. Dopodiché è un diritto di tutti andare al TAR, per cui figuratevi, è democrazia, appunto. Sempre sulla scuola, Presidente, lei ha detto che quindi noi rimarremo aperti da lunedì, se non ci sono cambiamenti, per 3 settimane. No, rimaniamo aperti al 50, dopo va al 75. Ah, quindi sì, aperta sempre. Non si chiude più. Quindi il 50% a meno... è solo per 3 settimane e poi al 75. Sì, come previsto dal tavolo dei prefetti. Ovviamente lo sottolineo, se non cambia lo scenario epidemiologico, perché in queste 3 settimane, lo capite da soli, vediamo anche cosa accadrà all'interno delle scuole e fuori dalle scuole rispetto a questo. Lei esclude un rientro al 100% da qui alla fine dell'anno? Da qui alla fine, no, io auspico il rientro al 100%. Guardate, a sto punto sta diventando la cartina di tornasole. Scuole al 100% vuol dire finita, cioè vuol dire che abbiamo risolto il problema, cioè non siamo noi che decidiamo. Vorrei ricordare, perdonami Alda ma lo dico perché poi magari qualcuno capisce pan per polenta e comincia a scrivermi, cioè chi ha stabilito le percentuali è il governo, che ha fatto bene a stabilirle sulla base di un supporto scientifico, cioè non è un tanto al chilo qui, Cioè noi stiamo applicando le percentuali che ci dà il governo, dal 50 al 75. Il tavolo prefettizio, poi l'assessore De Berti vi dirà, ha stabilito prime 3 settimane di prova al 50 e poi si va crescendo al 75 e finché non viene modificato il decreto si resta al 75, perché non c'è la possibilità di andare al 100% oggi. Grazie. E l'ultima domanda, Presidente, abbiamo avuto la segnalazione di un caso nell'ospedale di Campo San Piero, ma estendo il raggio d'azione chiedendo se vi risultano tanti e quanti casi di contagi di persone che vengono ricoverate negative al Covid e poi durante la permanenza per motivi X si infettano. Allora, accade, la casistica è variegata, non stiamo parlando di grandi numeri. E accade perché c'è il caso più semplice è la positivizzazione post tampone, e questo lo sapete, c'è una finestra, se hai la sfortuna di fare il tampone il giorno prima che tu cominci a emanare virus, non ti becca. Accade perché ci si infetta, ci si può infettare, per questo siamo rigorosi, però capite che a quel punto l'infezione, non essendoci notizie di infezioni ospedali, vi ricordate la prima fase di famosi reparti? Non ce ne abbiamo, quindi vuol dire che è un'infezione limitata che poi viene circoscritta, perché facendo i tamponi la troviamo. E mi piacerebbe, nel rispetto della privacy, conoscere il caso, verificarne la storia e capire, perché ad esempio se quel paziente era infetto ma non aveva il virus rilevabile al tampone, perché accade, ma nei bronchi, bisogna fare il broncolavaggio per trovare la positività. A quel punto il virus può essere salito e lo ritrovi dopo giorni nelle narici e dici mi sono infettato qui. Bisognerebbe vedere il quadro clinico. Abbiamo tutti i dati per i perfetto. Facciamo molecolare per i ricoveri. Sì, mi ricorda l'assessore che noi facciamo molecolari fra l'altro per i ricoveri, per cui non c'è neanche la famosa scusa del rapido. Quindi però sarebbe interessante, così facciamo una verifica. No, il caso specifico è di un paziente che è entrato e era negativo e poi è rimasto contagiato, e la risposta che è stata data ai familiari da parte dei sanitari presenti in quel reparto è stata che erano entrati dei pazienti contagiati, e quindi da lì si è sviluppato una serie di anche questo a catena. Va verificato, perché i pazienti contagiati non possono entrare perché fanno il tampone. Quindi se fosse così vuol dire che c'è stata una pessima gestione delle prese in carico dei pazienti, e quindi interverremo con un'ispezione. Riusciamo a dartene in giornata risposta? Grazie. E grazie per la segnalazione.
Vedete, questo è il caso tipico, lo dico ai giornalisti, che se hai la notizia ce la dite e poi scrivete quello che volete, piuttosto che lanciare la notizia e poi scoprire che magari avevamo un paziente che era già, aveva i virus nei bronchi o avevamo una storia sanitaria diversa. Cristina Giacomuzzo, Giornale di Vicenza. Buongiorno Presidente, in merito alla classificazione di rosso scuro dell'Unione Europea che preoccupa molto, abbiamo già sentito la sua reazione che è uguale a quella di altre regioni. Ha delle novità? Ha avuto un'interlocuzione con qualcuno? Ma chi ha mai sentito? No. Tutto fermo. No, guardate, premesso che hanno utilizzato numeri che non esistono più in Veneto, ce ne siamo arrivati a 500 positivi su 100.000 abitanti a settimana. Ma perché? Facevamo 60.000 tamponi al giorno. Se ne facevamo 6.000 ne avevamo molti di meno, no? C'è matematica questa. Ma lasciamo perdere questo. Adesso la scorsa settimana avevamo 178, quindi siamo sotto i 200 previsti e immagino che sta settimana, lo capite da soli, avete visto i numeri, sono ancora meno. Se mediamente abbiamo 1.500 positivi al giorno, per 7 giorni quanto fa? 7 per 5 35 sono 10.500 tamponi e 500 positivi su 5 milioni di veneti. Che incidenza abbiamo? 5 milioni di veneti, adesso non faccio il conto a memoria se dopo mi prendete in giro, però 5 milioni di veneti sono 50 unità da 100.000, giusto? Abbiamo 10.000 positivi, diviso 50 cosa fa? Ci sta 2 volte, vuol dire 200 positivi ogni 100.000. Quindi, come a dire, in ogni caso è un problema. È fuori premesso che è sbagliato come parametro. Premesso che è sbagliato, comunque in ogni caso ne siamo fuori e tranquillizziamo. Ma non lo dico io, lo dice il collega Bonaccini e il collega Fedriga, che condividono con me una grande colpa di far tamponi. Zambon, il Corriere del Veneto. Buongiorno. Buongiorno. Vorrei chiedere se, adesso temo che non ci sia il tempo, però sarà possibile avere un ragionamento, un'analisi fra le proposte venete del PRRR, quindi il piano regionale di... lo stiamo facendo. Legato, ecco, che tempi potrebbe avere? Per capire rispetto a quello che si è deciso a livello nazionale, pensavo alla riunione saltata ieri appunto. Guarda, lo sta facendo il dottor Gasparin, che ha già fatto parte del lavoro, cioè per verificare le incongruenze, e però non ti so dire, nel senso che adesso c'è sto fermo, cioè comprensibile ma anche incomprensibile arrivare sempre in zona Cesarini all'ultimo minuto. Ma lei ha l'impressione che si potrebbe limitarsi ad ottenere, tra virgolette, solo il completamento dell'alta velocità fino a Padova? Perché questo sembra da una prima lettura. Sì, io penso una cosa, che 222 miliardi sono, se non ricordo male, perché sono aumentati, devono essere dedicati alle imprese e a creare occupazione di conseguenza. Tutto quello che non va in questa direzione è spreco. Per cui noi abbiamo un sacco di opere che creano cantieri, opere da realizzare, attività. Se poi ci lasciassero anche utilizzare questi fondi, che so, per entrare nei capitali delle imprese, negli investimenti, di aiutare le imprese a ripartire, non sarebbe male. Perché poi, per carità, noi ragioniamo da veneti, no? Tu dici metti un po' di benzina nel serbatoio e poi la macchina parte e lavora subito. Immagino che da altre parti non c'è il serbatoio, non c'è la macchina, non so dove mettono i soldi. Va bene, allora quando sarà possibile magari... Sì, tenete contatti con Carlo Parmeggiani e vi dice. Grazie. Altre domande? Antonella Prigioni. Buongiorno a tutti, Telepadova 7 Gold. Buongiorno Presidente, oggi è la giornata della memoria, una sua riflessione, grazie. Guardate, io sono stato al campo del ghetto, vi ricordo che noi abbiamo il ghetto più vecchio, più antico del mondo, 1516. Pensate, tra le tantissime cose, se leggete la storia della nostra comunità ebraica, e fra l'altro voglio dire, stiamo parlando di cittadini veneti, perché non vorrei che qualcuno pensasse che stiamo parlando di un'altra comunità, stiamo parlando di veneti tra i veneti. E se leggete la storia del ghetto vedrete e apprenderete che il ghetto dà vita alla prima topografia in Europa.
Dal ghetto si inizia tutta la produzione libraria che invaderà l'Europa, si stampa dalla Bibbia ad altri testi, e questo va ricordato perché è uno dei grandi elementi che si ricorda dal punto di vista culturale. Stiamo parlando della memoria, stiamo parlando del 27 gennaio 1945, giornata nella quale l'Armata Rossa libera Auschwitz. Auschwitz è il campo di concentramento della soluzione finale, cioè da Auschwitz non uscivi vivo. La Shoah e l'Olocausto in generale hanno riguardato 17 milioni di persone in Europa che hanno perso la vita, dei quali 6 milioni di ebrei, rom, avversari politici, omosessuali, malati psichiatrici. Questo è l'orrore di queste pagine di storia. Noi come Italia abbiamo purtroppo una pagina di storia che vorremmo dimenticare, ma è bene che non si dimentichi, per l'orrore che ha portato, che è quella del 1938 delle leggi razziali. Ci abbiamo sostenuto questa idea, se la volete chiamare, questa follia, di una forma di pulizia etnica. La comunità ebraica in Italia in quegli anni contava 52.000 persone, in Italia, 8.549 delle quali sono state ammazzate e prima deportate. Ma non dobbiamo neanche dimenticarci di tutti gli altri ebrei e degli altri cittadini che non sono arrivati ai campi di concentramento, ma sono stati torturati, trucidati, ammazzati, hanno dovuto scappare, rifugiarsi, nascondersi. Insomma, ve lo ricordate tutti, no? Da ragazzi, non so se si fa ancora nelle scuole, Anna Frank, no? Anna Frank finisce l'epilogo con il campo di concentramento, ma prima c'è tutta la storia in quella soffitta, no? Era una soffitta, se non ricordo male, no? E quella è la storia. Ovvio che il vero tema di oggi è che questa identità non è una marcor, non è una semplice commemorazione, è identità che non va dimenticata, e abbiamo la difficoltà di parlare a dei giovani ai quali parliamo di cose accadute 80 anni fa. È come se a noi avessero parlato delle guerre che si sono tenute a fine 800, se ci pensate, no? Cioè va molto in là. Quindi bisogna rendere sempre più attuale il tema della giornata della memoria, coinvolgendo secondo me le scuole sempre di più, e lo dico con un aspetto che va ricordato, che la nostra regione è l'unica regione in Italia che il 3 febbraio del 2020 si è dotata proprio di una legge, finanziamo una legge per la Shoah e la giornata della memoria e la memoria. Questo proprio per incentivare iniziative della memoria, no? Nel fare in modo che si attualizzi questo tema. Primo Levi, vediamo se me la ricordo la citazione, diceva che comprendere è impossibile. Sì, ricordare è necessario. Comprendere è impossibile, cioè comprendere la ratio di uno sterminio di massa è impossibile. Non ha nessun senso stare lì a pensare se c'era una motivazione. Però è necessario capire, quindi approfondire, verificare e conoscere, come diceva Primo Levi, è necessario conoscere. Tra l'altro, Primo Levi ho letto che faranno anche un film, oltre ad avere una produzione libraria, scusate di aver fatto dei bei libri, però adesso ci sarà anche un film, quindi sarà anche interessante vedere questa ricostruzione. Direi domande. Scusate, c'è l'assessore che deve dire. No, per quanto riguarda la scuola c'è stata la ritirata a parte dei ricorrenti, non c'è nessuna sospensiva e si va a sentenza il 24 marzo. Sempre puntuale. Gli assessori scelgo bene io. Allora decido oggi in Camera di Consiglio? Notizia di adesso. Rinvio ulteriore. No, hanno ritirato. Devo scrivere la sentenza. Dei ricorrenti, loro si sono ritirati,
avranno rinunciato alla e penso che se è così, no, la sospensiva è già stato fatto l'altro giorno, però se è così comunque va dato merito ai ricorrenti di avere preso atto che insomma c'è un disegno che si basa, come si può dire, su scelte che sono tecniche e non politiche. Mai ci permetteremo di fare scelte politiche con la scuola. Io passerei la parola al vicepresidente. È fondamentale quello che vi deve dire, è anche in grado di darvi un pregresso di come è nato questo piano e soprattutto la posizione anche delle prefetture, visto e considerato che lei le ha sempre incontrate per il piano. Io citerei che fosse chiaro che la scuola non è stata chiusa per i trasporti, deve restare in calce questo, perché è la cosa più offensiva che si può dire nei confronti della Regione. Grazie. Adesso posto, vado su. Buongiorno, buon lavoro. Prego, Assessore. Allora, buongiorno a tutti. Velocemente vi faccio solo un excursus sui DPCM e le ordinanze che sono state messe nel... Ti interrompo un secondo, l'escursus sarà accompagnato da delle slide che poi visiterò subito dopo. Sapete che abbiamo il DPCM del 3 di dicembre che prevede la riapertura delle scuole il 7 di gennaio al 75% e che arrivava sostanzialmente alla fine dei lavori del tavolo, diciamo, quando si è concretizzato il piano regionale dei trasporti coordinato dalla regione, che poi noi abbiamo passato ai prefetti. C'è l'ordinanza del ministro della Salute Speranza che qualche giorno prima della riapertura delle scuole del 7 di gennaio stabilisce sostanzialmente che per motivi epidemiologici la riapertura non sarà al 75% ma sarà al 50%. Segue l'ordinanza del Presidente Zaia che prevede in Veneto, causa condizione epidemiologica, la didattica a distanza al 100%, ordinanza del 4 gennaio, e poi il 14 di gennaio è stato emanato il nuovo DPCM che prevede sostanzialmente una didattica in presenza al 50% con la possibilità di arrivare al 75% in via progressiva a seguito dei tavoli dei prefetti. I prefetti hanno fatto sostanzialmente un gran lavoro in questo mese e mezzo di incontri con l'ufficio scolastico regionale, dove si sono sostanzialmente affinati i dati anche grazie al questionario che era in corso quando ho sostanzialmente passato la competenza del coordinamento del tavolo alle prefetture con le scuole. Vi ricordo che parliamo di 213.000 studenti che il 1° di febbraio torneranno a scuola, ovviamente non tutti contemporaneamente ma il 50%, compresi insegnanti e personale ATA, che parliamo di 18.000 persone. Spesso e volentieri sento qualcuno che dice ma speriamo che non ci siano più assembramenti sui mezzi di trasporto. Allora tenete presente che è dato atto che l'80% dei posti omologati nei mezzi di trasporto del servizio di trasporto pubblico comunque non si potevano non considerare assembramento, perché era comunque un numero consistente di utenti. È stato stabilito che fino alla fine dell'anno scolastico, ovviamente io vi do le notizie di quanto era stato stabilito con il ministro De Micheli, ok, ma non credo che ci sia motivo di pensare che venga modificato. La capienza dei mezzi di trasporto pubblici rimarrà al 50% fino alla fine dell'anno scolastico. Tutti i mezzi che vengono utilizzati dalle aziende di trasporto per il trasporto pubblico locale contemplano posti seduti e posti in piedi. Vi ricordo che invece gli autobus, i bus privati sostanzialmente che andranno in aggiunta al servizio di trasporto pubblico non contemplano i posti in piedi, quindi il 50% verrà applicato solo ed esclusivamente sui posti seduti, quindi di fatto su quegli autobus ci saranno al massimo 25 studenti. L'adeguamento, l'ha detto prima il Presidente, si parte al 50% e condizione epidemiologica permettendo si arriverà progressivamente al 75%. Tenete presente che la maggior parte delle province hanno adottato orario unico d'entrata, la provincia di Verona, allora la provincia di Venezia su alcune città tipo Dolo piuttosto che Mirano mi sembra hanno adottato la doppia entrata, a Verona anche adottano la doppia entrata, questa ha una sostanzialmente doppia finalità.
da un punto di vista di cercare di non creare assembramenti nella fase di entrata a scuola per gli studenti, dall'altra parte questo è quello che mi ha riferito il prefetto Zappalorto, la CTV ha fatto fatica a trovare un numero di autobus privati a sufficienza per le esigenze. I mezzi in tutto in Veneto saranno sostanzialmente 683 mezzi aggiuntivi, insomma 680 più o meno, poi uno in più, uno in meno. Tenete presente che l'indicazione che aveva dato il ministro De Micheli, condivisa da tutte le regioni, da tutti gli assessori ai trasporti, era quello sostanzialmente, indipendentemente dall'avvio della scuola al 50%, comunque di mettere in campo fin dall'inizio un servizio al 75%, come se ci fosse il 75% degli studenti, perché il sistema di trasporto deve essere testato, soprattutto per quanto riguarda l'impatto di tutte queste code di autobus, perché insomma nelle varie province parliamo di in quasi tutte di oltre 100 autobus che verranno messi in campo. Dopo vi do i numeri precisi provincia per provincia, però bisogna vedere anche l'impatto sul traffico, perché entrare a Verona, entrare a Padova nelle ore di punta non sarà una cosa da scherzo, quindi è bene che venga sostanzialmente testato il servizio di trasporto, in modo che se c'è qualcosa da correggere ci sarà il tempo nelle 3 settimane per correggerlo. Sapete che come Regione Veneto, fin dal piano coordinato dalla Regione, avevamo chiesto l'assunzione di personale che venisse sostanzialmente distribuito, richiesto dalle aziende di trasporto, nelle stazioni e nelle fermate principali, per cercare di dirigere anche un po' gli studenti ai vari autobus, anche perché questo per dire quello che mi dice il collega dell'Emilia Romagna. Mi diceva nei giorni scorsi che purtroppo succede spesso e volentieri che ci sono più autobus che fanno la stessa linea, però gli studenti tentano di salire tutti sul primo autobus, quindi trovi il primo autobus che sostanzialmente magari arriva al 50% e poi gli altri autobus che sono di fatto semivuoti. Parliamo di 224 persone più o meno a livello regionale. Una cosa che mi hanno chiesto molti genitori, e ieri sera ho incontrato il coordinamento provinciale di Verona dei consigli di istituto, c'erano circa una decina di genitori, che è una cosa che loro sostanzialmente richiedevano, e io già ieri mattina ho mandato una lettera a tutti gli enti di governo, che venga data massima visibilità, trasparenza e conoscenza delle corse aggiuntive. Nel senso che ovviamente gli studenti, per non fiondarsi tutti nel primo autobus, devono essere a conoscenza ed essere consapevoli che ci sarà anche il secondo autobus, il terzo, eccetera. È opportuno che vengano resi disponibili gli orari quanto prima. Molti mi dicono ma in settembre non si sapeva. Sì, in settembre le aziende di trasporto hanno dovuto organizzarsi in 15 giorni, quindi non avevano neanche materialmente il tempo di poter fare tutte queste cose. Io ho anche scritto formalmente ieri, le aziende di trasporto mi hanno garantito che daranno la massima diffusione e provvederemo anche noi. Insomma, volevo parlare con la dottoressa Palumbo per vedere se era possibile tramite il registro elettronico o comunque tramite le scuole diffondere questi orari affinché i genitori e anche i ragazzi fossero messi a conoscenza. Sapete che di questi 213.000 studenti nel pre-Covid 155.000 utilizzavano il trasporto pubblico locale, parliamo di una percentuale di circa il 72%. Con il questionario che abbiamo fatto a settembre con l'ufficio scolastico regionale, perché c'è stata una stretta collaborazione tra il mondo scuola e il mondo trasporti, come non si era mai vista prima, mi viene da dire anche, e sostanzialmente l'esito su 213.000 studenti hanno risposto in 134.000 studenti, 94.000 hanno detto che faranno uso del trasporto pubblico locale, quindi la
percentuale più o meno si conferma, perché parliamo circa del 70%, quindi un questionario fatto nel dicembre del 2020 ha confermato i dati di utilizzo del trasporto pubblico locale. Ovviamente questi dati sono stati messi a disposizione di tutte le aziende di trasporto e quindi dei prefetti per poter fare il piano. Vi do i numeri specifici: Venezia, CTV e TVO e AVM abbiamo 131 autobus aggiuntivi e 48 stewards. Treviso abbiamo 120 autobus aggiuntivi e 20 come personale ausiliario. Al trasporto, mi raccomando, il personale ausiliario è personale ausiliario al trasporto pubblico locale. Belluno ne abbiamo 18 con 6 persone come personale ausiliario. Padova 166, ecco, immaginatevi, insomma, anche Padova 166 autobus che comunque buona parte accederanno alla città negli orari di punta. Il sistema sicuramente è da verificare, per questo 75%, come se fosse a scuola, il 75% fin dall'inizio, con 40 personale per l'ausilio all'incarrozzamento. Vicenza 143 autobus, personale 48, Rovigo 20 mezzi aggiuntivi e 12 persone, Verona 85 mezzi aggiuntivi e 70 persone come servizio ausiliario. Vi do solo gli ultimi numeri. Ok. E sostanzialmente tenete presente che nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno scorso, come calo della domanda del servizio di trasporto pubblico locale, abbiamo toccato anche punte del meno 95%. Sapete che i piani economici finanziari delle aziende di trasporto del Veneto, sia acqua che ferro che gomma, insomma chi più chi meno, si reggono sul 50% delle entrate da ricavi, quindi da biglietto o da abbonamento, mentre l'altro 50% la copertura è data dal Fondo Nazionale Trasporti per la maggior parte e una quota anche del bilancio della regione. Vi do solo un aggiornamento, poi avete anche i dati, flussi, ricavi da traffico nelle slide che vi manderà Carlo, avete le entrate da ricavi che non sto qua a dirvi, suddivise tra acqua, gomma e Carlo, ti devo aggiungere, fare un'integrazione anche del ferro, perché il ferro non c'è, abbiamo fatto solo il TPL. Per quanto riguarda le coperture dei mancati ricavi che sono state fatte, sostanzialmente che sono i soldi che sono arrivati dal governo fino ad oggi, parliamo di i soldi della Regione Veneto, che la Regione aveva stanziato l'8 di settembre del 2020 per i servizi aggiuntivi, che sono stati liquidati qualche settimana dopo, nel mese di ottobre. Dal governo sono arrivati di fatto 900 milioni, 500 milioni che sono stati stanziati sul decreto rilancio, di cui 42 milioni, che la quota del Veneto sono 51 milioni e 2, 42 milioni e 3 sono già stati liquidati, 8 milioni e 9 sono in attesa di liquidazione. I 42 milioni e 3 sono stati liquidati nel mese di ottobre 2020. Poi nel decreto di agosto abbiamo i 400 milioni, di cui sapete che si discuteva dei 300 milioni di questi 400 che sarebbero stati dedicati ai servizi aggiuntivi, ma che poi di fatto vengono utilizzati per i mancati ricavi, che sono la quota del Veneto sono 400 milioni, sono 37 milioni, 25 milioni sono stati liquidati a gennaio 2021, quindi nei mesi scorsi c'era stata tutta la polemica che erano arrivati i soldi dei servizi aggiuntivi, sono arrivati a gennaio 2021, le aziende hanno fatto fronte ai servizi aggiuntivi con i soldi della regione e mancano sostanzialmente 11 milioni, quindi di fatto la quota del Veneto di soldi che sono già stati stanziati sono 88 milioni, 68 milioni già liquidati, 20 milioni ancora da liquidare. Ovviamente il buco si stima
per mancati ricavi nel 2020 si stima intorno ai 170 milioni, però avevamo avuto rassicurazioni dal ministro De Micheli che sarebbero state stanziate risorse per far fronte, altrimenti i piani economici finanziari di tutte le aziende di trasporto, compresa Trenitalia, saltano, ecco, giusto per fare un esempio. Basta. Allora, io intanto vi avevo mandato un po' di roba così riuscivate a seguire un'esposizione che è piena di cifre e numeri. Ada Vanzan del Gazzettino, poi Giacomuzzo del Giornale di Vicenza. Assessore, buongiorno, scusi, i 170 milioni di buco l'ho perso per il 2020 o 2021? 2020. 2020. E c'è è una stima sempre. Complessivo tra mancati introiti, mancate tariffazioni? Sì, tenete presente, sì, mancati ricavi, eccetera. Tenete presente che nel calcolo di questo buco sostanzialmente che si stima bisogna tener conto che ci sono minori costi, perché ci sono comunque minori costi dovuti alle manutenzioni, dovute al rifornimento dei mezzi, eccetera. C'è la cassa integrazione che comunque ha dato copertura al costo del personale, che sapete che nei piani economici finanziari, insomma, il personale è una buona fetta del costo, e poi ci sono i minori ricavi da entrate, da biglietto ovviamente, eccetera, e poi ci sono i maggiori costi dovuti a sanificazioni e igienizzazioni dei mezzi, eccetera. Quindi non è proprio un calcolo così matematico e immediato. Quando si farà la rendicontazione certa di sostanzialmente dei mancati ricavi, tenuto conto meno ricavi, maggiori costi, meno costi, compresa anche la cassa integrazione ovviamente. I 200 e passa Stewart li paga la regione? No, sono nel piano trasporti. Ok. Piano trasporti, scusate, che i servizi aggiuntivi verranno certificati, il numero di autobus e i costi del piano trasporti vengono certificati dai prefetti. L'altra domanda è su questa verifica che prima o dopo bisognerà fare, perché lei parlava di numeri molto alti, ad esempio per la città di Padova, ma anche per gli altri capoluoghi avremo questa fila di autobus pieni per metà, vuoti per metà, per garantire appunto il distanziamento, che però rischiano davvero di intasare le vie di accesso alle città. Cioè, immagino la Stanga sarà intasata, quindi che tipo di verifica dovete fare? No, allora gli autobus verranno messi in campo sostanzialmente e vediamo, cioè dalla partenza l'autobus quando parte, se arriva in orario a destinazione, perché comunque arriva. Sostanzialmente il fatto è che vedremo degli autobus girare vuoti. Allora è inutile stare lì a fare la polemica e cominciare sui social a dire vergogna, soldi buttati, gli autobus girano vuoti. Per vedere se il sistema e se il traffico, i flussi di traffico reggono a questa presenza di autobus, bisogna provare. Non possiamo permetterci di provare con gli studenti sopra, o comunque quando tu devi provare. In che senso? Cioè, prima di lunedì ci saranno 166 autobus che gireranno vuoti? No, non 166 che gireranno vuoti, però diciamo che i 600 autobus che gireranno in Veneto sono calcolati sul 75% degli studenti che vanno a scuola, ma tu dal 1° febbraio avrai il 50% degli studenti, quindi tu avrai un surplus sostanzialmente di offerta di posti autobus che sono in più rispetto agli studenti. Diciamo che la capienza dei mezzi non arriverà al 50%, ma sarà sostanzialmente più bassa perché c'è più offerta di trasporto, e questo è l'unico modo per poterlo testare. È ovvio che tenete presente che adesso io ho il riscontro su Verona, i problemi di accessibilità alla città li avevamo già a settembre, quindi insomma sono problematiche che già viviamo. A Verona si sono trovati nelle condizioni di ipotizzare la doppia entrata alle 8 e alle 9:30 per sostanzialmente spezzare questi serpentoni di autobus. Dopo ci possono essere delle città che reggono, ok, delle città che non reggono, eventualmente si modificano, però ovviamente tutto questo viene fatto dai prefetti. Noi siamo a disposizione dei prefetti, per dire, il gruppo di genitori che io ho incontrato ieri sera, ho chiesto loro la disponibilità di vederci anche tra 15 giorni, siccome sono bene o male rappresentanti di tutte le scuole, per poter avere un ritorno da parte loro di come sono andati i primi 15 giorni di scuola.
anche perché i suggerimenti che noi possiamo avere dagli studenti e dai genitori sui correttivi che possiamo proporre al tavolo delle prefetture possono essere utili a migliorare ancora di più il servizio. Giacomo Muzzo, il giornale di Vicenza. Buongiorno Assessore, ritornerei sulla questione delle entrate scaglionate, perché alla fine solo Verona e parte di Venezia ha aderito a questo modo di gestire. Come mai così poco? Perché alla fine leggendola così potrebbe essere stata veramente una soluzione molto più operativa, molto più pratica per tutta la regione del Veneto. Allora, partite dal presupposto che non tutti gli studenti stanno a 5 minuti da scuola. Ci sono studenti che per poter arrivare a casa devono fare un'ora di autobus per raggiungere la propria abitazione. Quindi se già lo studente viene fuori all'1:30, alle 2, io ho capito che potrebbe... Cioè uno dice vabbè fatti i doppi turni, ma quello che va dentro alle 10 vuol dire che invece delle 2 viene fuori alle 4, vuol dire che invece delle 3 vuol dire arrivare a casa alle 5:30, 6, perché dopo al tempo che vai a prendere l'autobus, che hai la corsa, che arrivi a casa, vuol dire che arrivi a casa sera. Cioè non so da un punto di vista di riuscire ad affrontare poi lo studio, la didattica, cioè, secondo me bisogna provare. Il 1° febbraio ci sono tutte le condizioni perché i ragazzi serenamente e tranquillamente vadano a scuola. Testiamo il sistema dei trasporti, gli autobus ci sono, dove sono stati posti dei correttivi obbligatori, diciamo, sono stati messi con la doppia entrata. Noi ad esempio nel piano che avevamo fatto noi a novembre, la doppia entrata io l'avevo esclusa. Poi i prefetti con il confronto con le aziende di trasporto hanno ipotizzato la seconda entrata. Sono scelte, cioè è ovvio che diventa difficile per chi abita lontano dalla scuola, anche perché le mense non ci sono, perché noi le avevamo escluso. Perché uno, i ragazzi arrivavano a casa troppo tardi, 2, non c'erano le mense a scuola, quindi la possibilità che i ragazzi potessero mangiare, 3, c'era anche un problema di coordinamento tra tutta l'attività extrascolastica degli studenti, dei docenti, sapete, riunioni, collegi, eccetera, che vuol dire creare un sistema di equilibrio che comincia a diventare difficile su vari fronti, però vediamo, cioè magari potrebbe anche succedere che poi magari si passa dalle doppie entrate ad un'entrata, cioè le condizioni per tornare a scuola in tutta serenità ci sono, poi vediamo che cosa succede anche dal punto di vista epidemiologico. Quindi fra 20 giorni un altro punto fermo, si tirano le somme e si vede, insomma. Sì, si vede, se va bene tutto così, nessun problema, si prosegue così, se c'è qualcosa da correggere, si corregge, cioè quello non credo insomma sia un problema. Ok, grazie. Se non ci sono altre domande, no, io chiuderei ringraziando l'assessore De Berti, se l'assessore Lanzarin non ha altro da aggiungere. Se vogliamo invece mi è venuto in mente, siccome ieri chiedevano il numero delle prestazioni, ho visto che è stato anche dato, lo confermiamo, oggi abbiamo avuto conferma da tutti i direttori generali, quindi facendo una ricognizione, sono 90.000 le prestazioni in sospeso ad oggi, chiaramente si aprono le agende, quindi si aggiungeranno quelle nuove. Vi do anche un dato economico, noi abbiamo 48 milioni di residui 2020 per prestazioni aggiuntive e quindi ne aggiungeremo poi del 2020, ne aggiungeremo nel 2021, quindi abbiamo anche un margine per cercare di chiedere insomma di recuperare in fretta. No, non ho capito, scusa. Noi abbiamo, rispetto a finanziamenti che avevamo messo nel 2020, tra finanziamenti statali e regionali, un residuo di 48 milioni per quanto riguarda prestazioni aggiuntive che ci permetteranno quindi di recuperare rispetto alle liste d'attesa. E poi metteremo, non abbiamo ancora previsto, insomma, ma nel 2021 altri fondi. Questo ci dovrebbe permettere, insomma, di chiaramente poi sempre legato al personale, a quello che riusciamo a fare, eccetera, ma di riuscire insomma a dare una risposta, non dico in tempi velocissimi, ma insomma a rimettere in moto la macchina. Grazie. Bene, a domani.
Bene, appena terminata la conferenza stampa del Presidente Zaia, è intervenuto, l'avete visto, anche l'assessore De Berti, ha parlato ovviamente dell'apertura delle scuole lunedì e quindi di tutto il sistema dei trasporti, ma prima di darvi la pubblicità vi comunico subito che ci sarà un approfondimento importante sulla Cina, sulla concorrenza sleale nel nostro territorio e le indagini fondamentali della Guardia di Finanza del Veneto, e lo faremo assieme al vice direttore di Media Nord-Est Ferdinando Avarino, e che avrà come ospite via Skype, in collegamento Skype, il generale Giovanni Mainolfi, comandante regionale della Guardia di Finanza. Ora due parole proprio prima di darvi la pubblicità. Si è parlato anche del fatto che il Veneto potrebbe entrare nella fascia gialla, perché c'è stato un calo sia dei ricoveri sia per quanto riguarda i contagi, importante perché quindi limitazioni saranno sempre meno. Ora mi sembra che ci sia la pubblicità, quindi do la pubblicità e poi torniamo quindi in studio. Rieccoci nuovamente in onda, siamo sempre in diretta. Dunque vi avevo anticipato, si parlerà ora della Cina, della concorrenza sleale e delle indagini della Guardia di Finanza. Quindi io cedo subito la linea al nostro vice direttore Ferdinando Avarino. Ciao Daniela, grazie, buongiorno a tutti. Ben trovato al generale Giovanni Mainolfi. Comandante, grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie a voi dell'invito. Senta, noi in queste settimane abbiamo seguito molto, direi quotidianamente nei telegiornali, in particolar modo a Venezia, lo stiamo facendo da anni su Trieste con le televisioni del nostro gruppo, quello che succede. Ecco, comandante, sembra che succeda un po' nel silenzio, no? Quindi forse ci accorgiamo un po' troppo tardi di quanto l'economia cinese sia sul nostro territorio, di quanto abbia inciso. Adesso vorrei capire insieme da lei, per quello che si può dire anche del lavoro, delle attività di indagine dei suoi uomini, quello che appunto è un po' la fotografia. Qualche settimana fa è stato un po' uno schiaffo, no? Quell'apertura anche del Gazzettino, che era una provocazione, ma forse ben più azzeccata, insomma, ben più che provocazione. Quella Cina che si compra Venezia. Ci può raccontare che cosa sta succedendo, comandante? Qual è il vostro lavoro? Certamente, siamo qui per questo. Prima però mi deve consentire una brevissima premessa, perché di equivoci se ne alimentano tantissimi. Sì. Devo dire che questa nostra attività è un'attività ordinaria che la Guardia di Finanza svolge a tutela dell'economia sana. Quindi questa attività non sottende nessun pregiudizio, certo, non sottende nessuna riserva mentale, non sottende alcuna prevenzione contro gli amici cinesi. L'Italia è un paese democratico, è un paese liberale, è un paese solidale, è un paese non razzista, e ben vengano tutti gli imprenditori che vogliono fare impresa sana rispettando le regole del gioco. Le regole del gioco sono fissate nella nostra Carta Costituzionale, laddove all'articolo 41 si dice che l'iniziativa privata è libera. Certamente è libera l'iniziativa, quindi ben vengano intraprese di cittadini stranieri nel nostro paese. Tuttavia questi cittadini devono rispettare una serie di regole, e la regola principale che qui richiamiamo è quella della solidarietà rispetto alla contribuzione degli oneri che lo Stato deve sostenere per tirare avanti. Quindi anche gli amici cinesi devono corrispondere alle giuste imposte. Fatta questa premessa, la nostra analisi è partita dall'osservanza di un sistema che è sotto gli occhi di tutti, è un sistema che possiamo riscontrare nella più parte delle città. Abbiamo un pullulare di negozi, soprattutto gestiti da soggetti di etnia straniera, e la nostra attenzione è stata richiamata dal fatto di voler verificare, perché noi siamo una polizia economico-finanziaria,
dobbiamo garantire che la concorrenza venga rispettata. La nostra attenzione è stata attirata dal fatto che a Venezia, vede, non è possibile esitare certi beni a 5 euro, certi capi di abbigliamento a 10 euro. E quindi ci siamo chiesti, ma questo mondo che c'è dietro, come si alimenta, come gira questo mondo? Ma questo sarebbe stata una visione parziale del problema. Noi abbiamo voluto andare oltre, abbiamo voluto analizzare il fenomeno della presenza dell'imprenditoria cinese nel nostro paese, che non è solamente piccola o piccolissima, non sono solamente ditte individuali, ma ormai ricordo a me stesso che nel Veneto, nel ricco Veneto, ci sono diverse aziende di capitali, delle società per azioni che sono state acquisite dagli amici cinesi. Ben vengano queste acquisizioni, perché l'economia si fortifica in questo modo. Ohimè, però, questo non avviene per quella fascia di economia medio-piccola alla quale noi abbiamo rivolto la nostra attenzione. E allora la nostra indagine è stata un'indagine un po' a tappeto sul sistema Cina nel Veneto. Ci siamo resi conto che nel Veneto c'è una popolazione di oltre 40.000 cittadini cinesi che vivono nelle nostre città. Ci siamo resi conto che queste 40.000 persone gestiscono qualcosa come oltre 10.000 partite IVA, quindi significa che ogni 4 cinesi mediamente sono... C'è un imprenditore, diciamo, certo. Sì. Esatto, ogni 4 persone c'è un imprenditore. E quindi la nostra analisi è andata sempre oltre, abbiamo scavato sempre più e ci siamo accorti che gli amici cinesi purtroppo hanno una fedeltà fiscale, meglio definirla infedeltà fiscale, altissima, perché bisogna pensare che il 58% delle dichiarazioni di queste partite IVA dichiara reddito zero, il 21% di queste 11.000 partite IVA dichiara poco più di 5.000 euro, in ogni caso meno di 6.000 euro. Quindi ci troviamo di fronte a una platea di soggetti che nell'80% dei casi non dichiara alcunché. E allora se ne è dedotto che evidentemente c'è qualcosa che non funziona nel sistema. Cioè quei soldi comunque di sicuro non restano sul territorio. Questo è un aspetto che vedremo tra un attimo. Certamente, lo possiamo anticipare. Sul territorio non resta nessun centesimo, perché quando i dati fiscali che sono emersi da questa indagine sono stati quelli che ho poc'anzi citato, e allora siamo andati ad approfondire la fedeltà valutaria di questi soggetti operanti in Italia. Ci siamo accorti che gli amici cinesi in un decennio hanno portato via dal nostro territorio circa 600 milioni di euro. Quindi quello che avrebbe dovuto essere reddito dichiarato nel nostro paese in realtà si è volatilizzato verso altri lidi che possono ben essere anche la Cina. Ma l'infedeltà dei nostri amici cinesi, di questa platea di soggetti che abbiamo osservato, si manifesta anche sotto altri piani. Penso al piano contributivo, per esempio, dove l'infedeltà fiscale degli amici cinesi è parimenti altissima. In un decennio oltre 230 milioni di euro di contributi non versati all'INPS. Ma poi c'è una situazione paradossale. Certo. Non solo non hanno versato, ma hanno attinto alla cassa integrazione che è erogata dall'INPS per oltre 50 milioni. Quindi al danno la beffa. Non pagano imposte, non versano contributi, attingono alle casse dello Stato. E qui l'attenzione della Guardia di Finanza come polizia economico-finanziaria, perché noi, oltre ad essere attenti alle entrate dello Stato, dobbiamo anche essere molto attenti a che le uscite dello Stato vadano indirizzate verso quei soggetti che ne hanno diritti. E in questo caso evidentemente quel diritto non c'è. Possiamo dire paradossalmente che ci sono stati casi in cui lo Stato italiano, mediante la cassa integrazione, ha pagato lo stipendio a qualche malcapitato che inevitabilmente è sfruttato dai suoi stessi connazionali per produrre in nero presso un'altra impresa.
Quindi il soggetto è pagato dallo Stato italiano e va a lavorare non presso l'impresa che l'ho messo in cassa integrazione, evidentemente, ma presso un'altra impresa e ci va a lavorare in nero. Questo, aspetti, comandante, è molto interessante, a parte che ci ha dato dei dati che sono di uno scenario disarmante, però merito del vostro lavoro. Io intendo dire questo, quindi può essere che ci sia anche un incrocio, perché voglio arrivare alla definizione sistema, e non so se lei su questo è d'accordo. Quindi c'è un vero e proprio sistema di gestione di questo tipo di attività che fa capo alla Cina, perché se vediamo che dalle cifre che lei ci ha dato, che sono sconvolgenti, evidentemente c'è una testa pensante, immagino, a questo punto forse unica, non lo so, però quindi può essere che un soggetto prende i soldini alla cassa integrazione, va a lavorare in nero in un'altra attività, e chi prende la cassa integrazione in quell'attività va a lavorare in quell'altra in nero, cioè una sorta di incrocio? Sì? Non può escludersi, in qualche caso lo abbiamo riscontrato, siamo al paradosso assoluto. Ecco, però mi consenta una precisazione rispetto al sistema. Io non le so dare una risposta, perché parlare di sistemi, di un sistema che, come dire, scientificamente gestisca queste cose, non abbiamo evidenze, quindi non lo posso affermare. Debbo però dire con altrettanta franchezza che dire che si tratti di circostanze casuali è altrettanto difficile da affermare, difficile da sostenere. La verità, a dirla onestamente, non la conosce nessuno. Del resto lei mi insegna che di fronte ai numeri oscuri si va avanti con approssimazione, con intuizioni. Ecco, in questo caso quindi io mi sentirei di dire: sicuramente non possiamo parlare di un sistema, ma altrettanto sicuramente non possiamo dire che si tratta di circostanze casuali come quelle che abbiamo visto. Tenga presente, per esempio, sempre giusto per parlare di casualità, nel periodo del lockdown, quindi dal 7 di marzo a oggi, nella sola città di Venezia sono nate una ottantina di attività sono state create una ottantina di attività da parte di cinesi. Nello stesso periodo sa quante attività sono state chiuse da parte di cinesi? Mi faccio indovinare, 80. 80. Circa una ottantina. Sì. Una casualità sconvolgente ancora una volta. E sa una cosa ancora più curiosa? Le aziende che sono le nuove aziende create, molte di queste sono nate esattamente dove il giorno prima un'azienda cinese era chiusa. Anche questa è una casualità, evidentemente. Un po' di sana ironia non guarda. Però sa cosa, comandante? Cioè, adesso voglio arrivare anche, se lei ci può dire, anticipare qualcosa, di quello che è stato fatto in questi mesi, quindi l'operazione, i vostri lavori. Sembra che è chiaramente un po' per le nostre leggi, un po' forse per la politica che si accorge tardi di un tema come questo, che non lo conosce, perché cambiano opinione solo adesso, dopo quello che è successo, e i fari un po' si sono accesi, no? Sul tema Cina nel nostro paese, quando probabilmente è tardi per molti aspetti. Però sembra che corriamo appunto in ritardo perché non abbiamo gli strumenti a volte. Cioè, qualcuno, adesso vedo ci sono decine di commenti anche sui nostri social per questa diretta e questi suoi numeri che, ripeto, sono incredibili, ed è bene che i nostri cittadini conoscano questo tema da chi lo affronta quotidianamente con professionalità. Cioè, forse bisognerebbe far pagare le tasse immediatamente, perché poi non riusciamo a riscuoterle, perché succede tutto questo. Insomma, siamo senza armi, con le armi spuntate? Cosa ci può dire? No, le armi non sono proprio spuntate. Abbiamo delle armi che sono in alcuni casi anche adeguate. Il problema però è la modalità con cui i nostri amici cinesi operano nel nostro paese. Il sistema dell'apri e chiudi, per dirla in due parole, per farlo comprendere a chiunque: un'impresa cinese dura 2, massimo 3 anni, dopodiché scompare. Ecco, noi siamo un paese liberale, democratico e legale, un paese che rispetta le leggi. Noi abbiamo dei sistemi legali che prevedono certe prassi, certe procedure. Loro, operando in 2 o 3 anni, aprendo e chiudendo l'azienda, scompaiono e rendono inerte il nostro sistema rispetto alla possibilità di poterli perseguire.
Se l'amico cinese chiude l'impresa e scappa via, va via dal Veneto e va via dove non lo sappiamo perché non passa certamente dall'anagrafe, così come dovrebbe fare, come fa il fisco, la Guardia di Finanza a notificargli un atto? Non lo sappiamo. Noi abbiamo anticipato il più possibile le attività di repressione perché vorremmo fare sempre e solo prevenzione, ma in questo caso dobbiamo fare repressione. Stiamo cercando di intervenire il più possibile mediante i sequestri cautelari dei beni, di quelle risorse che riusciamo a intercettare. Ma qui è come un giocare a guardie e ladri, perché vede, c'è un sistema che i nostri amici cinesi stanno utilizzando ultimamente, che è un sistema che non ci fa vedere neppure più i soldi. Una volta quando lei va in un negozio, quando io vado in un negozio e compro un chilo di mele, io devo pagare 2 euro, 3 euro e quindi con la mia in contante o con la mia moneta elettronica pago i 3 euro. Perché io opero nella trasparenza e nella legalità. Bene, noi abbiamo scoperto negli ultimi tempi, abbiamo ormai tantissime evidenze, che i cinesi quando vendono ai loro connazionali i soldi non li fanno neppure transitare attraverso il sistema italiano, perché usano dei sistemi di pagamento, usano delle app di pagamento, penso a WeChat Pay, penso a Alipay del famosissimo Jack Ma, fondatore di Alibaba, che sono degli strumenti di pagamento elettronico che sono ancorati a conti correnti che sono in Cina, non in Italia. Per cui io, negoziante di Venezia, che vendo un bene al mio connazionale cinese, me lo faccio pagare con WeChat Pay e i miei soldi mi vengono accreditati sul conto corrente in Cina. Pazzesco. Quindi altro che non vedere i soldi, altro che non lasciare niente, qui non li vediamo proprio i soldi. Incredibile. E allora di fronte a un sistema come questo, ecco, qui c'è un buco normativo sul quale noi stiamo cercando di lavorare, perché evidentemente questa tipologia di pagamenti dovrebbe essere bandita. Tu devi utilizzare un sistema di pagamento che sia tracciato dal nostro sistema. Questi pagamenti non sono tracciati e questa è una grossa difficoltà. Allora noi abbiamo avanzato delle proposte di questo tipo. Tu cittadino cinese, tu soggetto che non hai una storia economica più in generale e vuoi aprire una partita IVA, benissimo, aprila pure, perché noi siamo uno Stato liberale e democratico che plaude alle imprese, ai tentativi di nuova impresa nel nostro paese, ma per almeno 2 o 3 anni, fino a quando tu non hai chiuso la tua attività e quindi non sono trascorsi 2 o 3 anni, mi versi una cauzione dove io fisco devo avere la possibilità di avere un tempo ragionevole per poter fare i miei controlli. Guardate che controllare 11.000 partite IVA come quelle cinesi, 10.000 e passa partite IVA come quelle cinesi, non è proprio un giochino. Ogni controllo richiede giornate e giornate uomo, ci vorrebbe un esercito sterminato di finanzieri, di doganieri. Senta, di comandante, allora abbiamo pochi istanti pubblicitari, vorrei intanto dirle, secondo me è bello rivederci ogni tanto per raccontare gli aspetti del vostro lavoro e mettere la luce su un mondo che forse si conosce poco, no? E che però vedete quanto incide anche sull'economia dell'altro commerciante, di quello veneziano, di quello trevigiano, di quello veneto, italiano in generale, perché le conseguenze poi sono chiare. 2 minuti di pubblicità e ripartiamo da qui. Le faccio sentire anche l'assessore Marcato, che su questo abbiamo interpellato nei giorni scorsi, è allo sviluppo economico, alle imprese della nostra regione, e di questo ha parlato subito dopo la pubblicità, pochi istanti. Oltre al danno, la beffa, Venezia, come il Veneto, ma come tutto il paese, stanno già passando un periodo drammatico di crisi economica. Il fatto che arrivi adesso la Cina a fare man bassa dei nostri gioielli è davvero preoccupante. Anche l'assessore regionale alle attività produttive esprime la sua preoccupazione sugli affari cinesi a Venezia, che la Guardia di Finanza sta monitorando grazie alla strategia di studio messa a punto dal comandante regionale, il generale Giovanni Mainolfi. Voglio ringraziare la Guardia di Finanza per il lavoro straordinario che sta facendo. Noi abbiamo anche una convenzione con loro proprio per tutelare le aziende, le nostre imprese,
e li voglio davvero ringraziare, che fanno un lavoro straordinario. Secondo l'assessore Marcato, quello che manca è un piano industriale. Se noi avessimo un piano industriale avremmo identificato gli obiettivi da raggiungere e le modalità attraverso le quali raggiungere quegli obiettivi, e quindi avremo anche degli assi strategici. Perché questo è importante? Perché in Germania o in Francia, che hanno i piani industriali e hanno deciso ciò che è importante e ciò che non è strategico per il loro paese, quando c'è un'aggressione da parte di un fondo estero, da parte di un'azienda estera, anche da parte delle criminalità organizzate, il sistema paese fa quadrato attorno a quell'azienda perché è strategica per il paese. Noi, non avendo un piano industriale, di fatto non sappiamo che cosa è importante e che cosa no, e di fronte all'aggressione o della criminalità o di un fondo o di un'azienda straniera nei confronti di una nostra impresa, il paese non fa quadrato. Quindi questa è una necessità assoluta. In tal senso la Regione si è già attivata. Stiamo lavorando proprio per questo, per aiutare le nostre imprese a difendersi da queste aggressioni. Ci stiamo mettendo risorse, ci stiamo mettendo tempo, perché io credo che sia una responsabilità enorme, una irresponsabilità quella di non fare baluardo di fronte a queste aggressioni che sono francamente intollerabili. Allora, vi ricordo, siamo in collegamento con il comandante regionale della Guardia di Finanza, il generale Giovanni Mainolfi, che ci ha dato dei numeri incredibili, che forse ci aiutano a capire davvero qual è la realtà di quello che non viene raccontato, che viviamo tutti i giorni quando andiamo a prendere il caffè, quando si può, diciamo, almeno per asporto, in determinati locali, quei locali che cambiano volto rapidamente, quei locali che erano di un nostro affezionato con il quale siamo cresciuti e che poi all'improvviso finiscono in altre mani. Insomma, allora, cosa succede? 40.000 cittadini cinesi, ci ha detto il comandante, il nostro Veneto, 1 su 4 è imprenditore, 10.000 partite IVA, un'infedeltà fiscale che arriva quasi all'80%, al 58%, reddito zero, 21% mi pare dichiara sotto i 6.000, la fedeltà valutaria, 600 milioni che in 10 anni sono usciti dal nostro Veneto, non sono rimasti qua. Per quanto riguarda i contributi, poi il paradosso, non versati in 10 anni per 230 milioni di euro, il che vuol dire che addirittura spesso queste imprese sfruttano la nostra cassa integrazione, quindi finanziamenti dello Stato, per poi, insomma, quei soldini finiscono invece altrove o comunque non vengono dichiarati in toto. Allora, comandante, avrò citato magari numeri sbagliati, insomma, magari, però insomma è chiaro quello che lei ha detto poco fa. Le attività sono tante, no, comandante? Lei ci diceva, prima voglio arrivare poi a un altro aspetto tra poco, che è quello del porto, se ci dice qualcosa, se incide anche nelle vostre attenzioni, ma le attività sono tante e adesso diventano varie. Cioè, io ricordo ormai più di 10 anni fa eravamo quotidianamente al fianco degli uomini della finanza o dei carabinieri per blitz costanti nei famosi laboratori tessili abusivi, ce lo ricorderemo tutti. A Padova per particolar modo era la zona di Noventa Padovana, c'erano queste ville che in realtà erano camuffate perché poi erano dei laboratori tessili. Insomma, oggi è diventato molto, è più alla luce del sole, con questo che non vogliamo definire sistema, ma non è certo casuale, dietro o sotto, insomma, come lo vogliamo definire. E ora, comandante, le attività si sono diversificate, cioè adesso stiamo parlando di alberghi anche, stiamo parlando di agenzie di viaggio, o sbaglio? Assolutamente sì, non solo sono diversificate le attività, ma c'è una concentrazione scientifica. Ecco, questo sì lo possiamo dire ancora una volta, visto che abbiamo deciso di non parlare di sistema, parliamo di circostanze. Ci sono circostanze singolari che ci fanno vedere come le attività, per esempio, cinesi su Venezia e le sue isole, per oltre il 71%, quindi parliamo di circa 500 attività, orbitano nell'ambito della filiera turistica. Questo che significa? Significa che non si può escludere che ci sia una specializzazione, una tendenza ad accaparrarsi una quota di mercato, un ambito di mercato più che quota,
perché i flussi turistici che arrivano a Venezia evidentemente sono flussi turistici che fanno gola ai nostri amici cinesi. Certo. E quindi la ristorazione con somministrazione, bar, esercizi e simili, alberghi, affittacamere per soggiorni brevi, ristoranti, trattorie e pizzerie sono uno dei must su cui si stanno appuntando le attenzioni imprenditoriali cinesi. Se a questo ci aggiungiamo il fatto che i gruppi di cinesi, come abbiamo osservato, i turisti cinesi, quando arrivano a Venezia vengono convogliati in un canale privilegiato che è gestito da connazionali, bene, e se teniamo anche conto quello che ho detto poc'anzi a proposito del pagamento che avviene con app direttamente in Cina, bene, la frittata è fatta, la misura è colma, perché i turisti cinesi arrivano a Venezia, consumano Venezia, guardano le nostre opere d'arte, i nostri gioielli, ma di tutta questa loro presenza a Venezia non resta assolutamente niente. E allora è il caso di dire che un modo di fare impresa così è un modo che tende a depredare, è una attività economica rapace che mira a lasciare a Venezia solo la carcassa. E questo non mi sembra di uno Stato civile. Ecco perché la nostra attenzione è massima rispetto a questi fenomeni. Vede, un altro dato che ci dà la misura della fedeltà barra infedeltà, quindi infedeltà di questo modo di fare impresa, è che nei nostri centinaia di controlli oltre l'85% dà esito irregolare. Eh sì, anche questa è evidentemente una circostanza sfortunata, o noi siamo particolarmente fortunati in questi controlli. Sì, molto chiaro. Altra circostanza singolare. Qui si parla di centinaia di milioni, se non di miliardi di euro di fatture per operazioni inesistenti. Lei prima nella sua premessa parlava di sistema portuale. Quando la merce arriva dalla Cina, quella merce viene sdoganata in piccolissima parte qui a Venezia, arriva via terra perché viene sdoganata in altri porti. Penso a quelli del Pireo, penso ai porti... Sì, che è un hub della Cina ormai, si sa, in mano della Cina, quando si dice si è comprata il porto della Grecia. Sì. Cosco, sono stati comprati dopo lo shock che i nostri amici greci hanno avuto, lo shock economico, quel paese ha dovuto, come dire, l'assessore Marcato parlava di piano di salvaguardia delle nostre imprese. Evidentemente però quando non si hanno risorse per fronteggiare una prepotenza economica di questo tipo c'è poco da fare, insomma, i nostri sono discorsi. Allora che cosa avviene in sostanza? Questa quantità enorme di merce viene sdoganata al di fuori del nostro paese e quindi i flussi commerciali non interessano tanto il nostro porto di Venezia e arrivano via terra in questo paese. Ieri il comando compagnia di Chioggia, per esempio, ha sequestrato l'ennesimo tir di beni cinesi, 130.000 capi di abbigliamento su questo tir che sarebbero stati sdoganati in Polonia e che erano diretti verso il sud d'Italia. Non si sa se veramente sono stati sdoganati, perché insomma fare un documento falso è un giochino da ragazzi. Sicuramente quella rotta è una rotta insolita per un mezzo che deve raggiungere un mercato di sbocco e che ha interesse quindi a raggiungerlo quanto prima. Percorrere la Romea è una cosa alquanto insolita. Ecco, i controlli della Guardia di Finanza, anche qui, senza nessuna analisi particolare di rischio, vanno sempre a segno. Non passa giorno in cui interi tir vengono sequestrati di questa merce. Quindi fatture per operazioni inesistenti che servono ad abbattere quel residuo debito di IVA che altrimenti questi soggetti dovrebbero versare. Comandante, ma anche il fronte mascherine, per essere un po' sul tema di adesso, vi ha coinvolto? Assolutamente. E che cosa lì? La scorsa settimana il sequestro di un tir con 2 milioni e 600.000 mascherine. Ne sono stati sequestrati circa 5 milioni ad oggi, ma negli ultimi 10 giorni sono stati fatti 2 grossi sequestri, uno da 2 milioni e 6 e uno da 560.000 mascherine che stiamo facendo analizzare per vedere
se hanno la conformità, perché questo è un altro aspetto, l'infedeltà commerciale poi si può tradurre anche in danno per la salute. Queste merci molto spesso vengono sequestrate proprio perché hanno problemi con le norme sanitarie. Quindi anche le mascherine, ohimè, molti dispositivi di protezione individuali sono stati sequestrati, centinaia di migliaia di pezzi. Cioè c'è tutto un sistema che gira al di sopra delle nostre teste, di cui, devo dire onestamente, devo fare ammenda, non ci saremmo mai accorti se non avessimo guardato a una realtà nel suo intero, nel suo essere complessivo, nel suo essere dettaglio, ingrosso, importazione e così via. Ecco, solo quando abbiamo messo assieme tutti questi pezzi di un puzzle veramente complesso ci siamo resi conto di questi fenomeni. E oggi possiamo dire che lei prima mi ha fatto la domanda, gli strumenti sono adeguati. Stavo proprio tornando a quello, cioè perché la mia preoccupazione è che la politica, come al solito, si accorga tardi, si accorge quando ormai non ha messo gli strumenti, ha pensato a grandi rapporti, diciamo, internazionali senza capire che purtroppo già non riusciamo a misurarci allo stesso livello nel nostro paese con le nostre regole, figuriamoci, diciamo, nel campo internazionale. Però ecco, ha un metodo, uno strumento che la politica dovrebbe mettere in campo per poter aiutare il vostro lavoro e difendere i nostri imprenditori, che mi sembra la cosa più normale del mondo. Certamente, questo colloquio che stiamo svolgendo noi oggi è un colloquio che ha a monte l'audizione presso le competenti commissioni della Repubblica, Senato e Camera, del luglio scorso, dove questi dati, queste informazioni sono state fornite alla nostra politica. Anzi, in quella sede addirittura al termine dell'audizione del generale Avitabile sono state anche fornite una serie di indicazioni su ipotesi normative che sarebbe il caso di portare avanti, perché ci aiuterebbero a meglio svolgere il nostro lavoro e soprattutto aiuterebbero la nostra economia ad essere meglio tutelata. Purtroppo però la politica ha le sue logiche, ha i suoi tempi, sicuramente qualche risultato lo avremo, il problema è quando lo avremo questo risultato. Io vi auguro che non sia troppo tardi, io sono sempre un ottimista convinto, dico che alla lunga noi riusciremo ad ottenere quello che dobbiamo ottenere. Posso dire con certezza che con strumenti normativi un attimino più pervasivi la nostra attività potrebbe essere certamente più incisiva, potrebbe essere certamente più efficace e questo ci consentirebbe di tutelare meglio la nostra economia. Mi ricollego a quello che diceva l'assessore Marcato. La mancanza di un piano industriale del nostro sistema paese non ci fa rendere conto che o noi tuteliamo oggi o noi tuteliamo il prima possibile certe attività o noi siamo destinati a perdere intere filiere. Io ho parlato della filiera del turismo a Venezia, guardate che il 70% di attività di concentrazione sul 100 attività cinesi, il 70% fanno parte della filiera turistica, significa che quell'aspetto, quell'ambito produttivo, quella ricchezza del nostro paese fa gola ai nostri amici cinesi e noi dovremmo tutelarla in maniera sacra, perché il nostro paese è un paese che non ha petrolio, non ha materie prime, abbiamo il turismo. Ce lo stiamo facendo depredare, ce lo stiamo facendo scippare di mano. Che è il nostro petrolio, è vero. Comandante, grazie davvero, se lei è d'accordo, intanto buon lavoro a lei, a tutti gli uomini e le donne della Guardia di Finanza e grazie per quello che ha fatto. Non so se ha visto, ieri sera anche il Presidente Zaia ha ricordato il vostro lavoro, insomma, in diretta proprio su questi aspetti. Ho visto e la ringrazio molto perché, come dire, il suo abbrivio è stato... È stato eloquente. Ho lanciato l'intervista di oggi. Però rivediamoci, insomma, raccontiamo ancora queste cose e il vostro lavoro.
Grazie. Grazie. Buon lavoro a lei. Grazie generale, grazie al comandante regionale della Guardia di Finanza Giovanni Mainolfi e buon lavoro, grazie davvero. Daniela, ci fermiamo per qualche istante, insomma, sei scioccata. No. Sei scioccata, ho visto. Pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio, siamo ancora in diretta, avete sentito la lunga intervista con il generale Mainolfi, il comandante regionale della Guardia di Finanza, che ha fatto un po' il punto della situazione per quanto riguarda le attività cinesi nel nostro territorio, con dati davvero allucinanti. Vi forniremo ovviamente realizzeremo un servizio proprio nel corso dei nostri telegiornali questa sera con questi dati e con quanto ha detto il generale. Ma torniamo invece a parlare del punto stampa del presidente Zaia, che aveva dato anche diverse notizie, aveva parlato di questa curva che continua a essere una curva in flessione per quanto riguarda i contagi, ha parlato dei ricoveri, una diminuzione ancora dei ricoveri che sono 2.475, in totale 2.185 invece sono le persone che si trovano ricoverate in area non critica, con un meno 45 rispetto alle ultime 24 ore, 290 si trovano in terapia intensiva, anche qui diminuiscono le persone ricoverate in area critica, quindi con meno 7 persone. E poi aveva detto 62 purtroppo ancora i decessi, 8.757 i decessi dall'inizio della pandemia nel Veneto. Il governatore ha detto che siamo l'8ª regione in Italia per mortalità, però ha anche parlato del fatto che si è invertito il rapporto fra gli ingressi e le uscite negli ospedali, questo proprio perché sono diminuiti i contagi, ed ha anche detto che siamo alla 27ª giornata di calo dei contagi, che è importante. Ha parlato anche di uno studio che sta facendo la regione Veneto, promosso proprio dalla regione Veneto, che riguarda il livello di circolazione del virus nella popolazione. Il governatore ha detto diciamo normale, e quindi esito di questo, ovviamente, di questo studio importante lo darà nelle prossime settimane. Cosa importante, ha parlato delle mutazioni in Veneto, sono 8 mutazioni, di cui 5 sono quelle che sono alla banca dati del nazionale, invece una è quella inglese che è stata trovata nel Veneto, e 2 sono prettamente, ha detto il governatore, tipicamente venete, e sulle quali si sta lavorando. Ha parlato anche del fatto che in venerdì ci dovrà essere la decisione per il passaggio di fascia, e dice il governatore abbiamo una ragionevole speranza che si possa arrivare alla fascia gialla. E poi ovviamente ha parlato della scuola e di tutto il sistema di trasporti. Noi siamo arrivati proprio al termine però di questa diretta, quindi a me non rimane che salutarvi, darvi appuntamento a domani per la prossima diretta, e grazie davvero per averci seguito. Le previsioni del tempo. Benetton, centro assistenza tecnica per caldaia a gas, condizionatori e termoregolazioni. Dal 1976, al vostro servizio con professionalità e cortesia. Bentrovati al meteo. Si mantiene stabile la pressione atmosferica. Anche mercoledì 27 gennaio il tempo risulterà in prevalenza buono, con un clima ancora piuttosto freddo. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica evidenzia un contesto per lo più soleggiato, tuttavia in mattinata il cielo sarà alquanto nuvoloso e coperto, con locali addensamenti alternati però a maggiori spazi di sereno, questo soprattutto nelle ore pomeridiane. Vediamo le temperature, che risulteranno essere in ulteriore lieve calo, minime ancora sotto zero su tutte le province della regione, valori massimi compresi invece tra i 4 e i 6 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. La situazione sarà del tutto simile. Inizialmente il cielo risulterà molto grigio, con il passare delle ore invece non si escludono parentesi più soleggiate. Temperature minime tra -2 e 1 grado, massime invece sui 5 e 7 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui tanto sole su tutti i settori, locali nevicate sui settori alpini di confine, a tratti anche abbondanti. Temperature minime intorno ai -6 gradi.